Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa lunedì 30 settembre. Sono le 7:31, vi ricordo il sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata della giornata di oggi. Primo piano dell'ANSA di stamani, home page in apertura. Israele che attacca il centro di Beirut, Hezbollah sceglie un nuovo leader, uccisi nella capitale i leader del fronte di liberazione della Palestina. Hashem Safieddin è il nuovo capo del gruppo sciita libanese e Washington rafforza la sua presenza militare nella regione. Poi Mattarella, italiani e tedeschi uniti a 80 anni dalla strage di Marzabotto. Il presidente della Repubblica Federale Tedesca Steinmeier chiede perdono. L'abbraccio commosso dei presidenti e sopravvissuti. Le parole del Papa contro l'aborto, i medici che lo praticano sono dei sicari, dice Papa Francesco, che ribadisce una posizione molto rigida sulla, o meglio, perfettamente cattolica sulla questione dell'aborto. Le donne hanno diritto alla vita loro e dei figli. Così Papa Francesco rispondendo a una domanda sull'aborto nella conferenza stampa in volo da Bruxelles a Roma. Un aborto è un omicidio, si uccide un essere umano. I medici che si prestano a questo sono, permettetemi la parola, sicari, dice Papa Francesco, e su questo non si può discutere. Un'altra cosa sono i metodi anticoncezionali, sono un'altra cosa da non confondere. Ma sull'aborto non si può discutere. Scusami, ha detto alla giornalista che le ha posto la domanda, ma è la verità. Papa Francesco è tornato senza mezzi termini a condannare l'aborto, plaudendo al re Baldovino che per non firmare una legge di morte si dimise. Un politico con i pantaloni, lo ha definito Papa Francesco, promettendo ai belgi che sosterrà la sua causa di beatificazione perché un governante così è un santo, così riassume l'agenzia ANSA sinteticamente, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA. Missili e droni sull'Ucraina, massiccio raid russo nella notte, allarme in quasi tutte le regioni. Addio a Chris Christopherson, cantautore country, attore, morto a 88 anni nella sua casa, alle Hawaii. Un uomo rinascimentale, scrive l'agenzia ANSA in home page. L'Italia spreca 4 milioni 200, 4 miliardi, 4,2 miliardi di pasti, 4 miliardi e 200 milioni di pasti, cibo per 4 milioni di poveri. Nuovo SOS, Osservatorio Waste Watcher, nella quinta giornata mondiale contro gli sprechi alimentari. Sempre dal homepage dell'ANSA di stamani vediamo la cronaca. Domani il sopralluogo nella villetta dell'omicidio di Via Dana, uccisa una romena 42enne. Il magistrato interrogherà il 17enne, probabilissimo autore dell'omicidio. Non si trova il cellulare della vittima. E ancora dall'home page dell'ANSA per la politica, il Consiglio dei Ministri delibera la designazione di Agnes e Rossi per il CDA della RAI. È quanto si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. Parla anche il Ministro di Giustizia Nordio, le violenze ai sanitari sono intollerabili. Pene più severe, promette il Ministro Nordio. Andiamo adesso a vedere alcuni degli articoli di oggi, al di là delle prime pagine, vi segnalo subito intanto una notizia che riguarda le amministrazioni locali. Come sapete le province non sono più elette dai cittadini, ma sono elezioni di secondo grado. Su Brescia, per esempio, voto sul filo dell'equilibrio, il centrodestra vince per un soffio, affluenza in linea con la tornata precedente. La sfida per le elezioni del nuovo consiglio in Broletto, in provincia di Brescia. Alla fine il centrodestra l'ha spuntata, si spezza l'equilibrio in provincia con un 9-7, secondo le ultime proiezioni, un successo che va a consolidare l'asse intorno alla figura del presidente in carica, Moraschini. Sono ormai praticamente elezioni di secondo grado, come si sa, ma su Brescia c'è un'altra notizia che riguarda la cronaca pura: alcol e nessuna regola, movida molesta che scuote Piazzale Arnaldo. Vita notturna da sballo, un sabato sera nella zona piena di adolescenti che si concentrano all'angolo con Corso Magenta. Le foto sono più che eloquenti e bloccano la strada fino a tarda ora. Sono gruppi di giovanissimi, italiani e stranieri, senza alcun senso dell'autorità e delle norme, scrive il quotidiano
bresciano, Brescia Oggi. Bastano futili motivi per far scoppiare una rissa. Alcuni locali disciplinati, altri meno. Botte, droga, coltelli, nella notte dei teenager c'è da avere paura. Fuochi d'artificio sulla chiesa per festeggiare gli anni. Ragazzi da tutta la provincia, ma anche da Cremona e da Mantova. Adesso c'è il Carmine sotto i riflettori, ma Piazzale Arnaldo è peggio, scrive il quotidiano bresciano Brescia Oggi. La massa critica di ragazzi che consacrano il weekend al divertimento è critica davvero. Il sabato, ancor più del venerdì, il piazzale si gonfia di adolescenti e adulti che vivono la piazza da postazioni diverse. In pace, l'obiettivo è il divertimento, ma non sempre. Come sabato, basta una parola di troppo, due che si urtano per sbaglio e parte la rissa. Botte, droga e coltelli. Di tutt'altro genere di orrori si occupa Lorenzo Cremonesi, in primo piano sul Corriere della Sera, gli orrori di Hezbollah. Samir me l'hanno assassinato i servizi siriani in combutta con i terroristi di Hezbollah. Lo sappiamo tutti, ci avevano minacciato per telefono, ma adesso nessuno ha il coraggio di denunciarlo apertamente e i sicari iraniani di Teheran possono colpire ancora. Ce lo diceva nel lontano luglio 2005, ricorda sul Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi, Giselle Coury, nota giornalista televisiva cristiana, moglie di Samir Kassir, reporter e storico ucciso davanti a casa nello scoppio di una bomba sotto la sua auto poche settimane prima. Erano i mesi del terrore, eppure qualcuno restava fermo nella sua condanna pubblica. Lo era stata per esempio May Shidiak, un'altra giornalista che aveva perso una gamba nell'attentato contro di lei nel settembre dello stesso anno, e però aveva voluto continuare a fare la presentatrice televisiva. A far precipitare la situazione era stato l'assassinio del leader sunnita Rafik Hariri, 14 febbraio 2005. La bomba contro il suo convoglio sul lungomare di Beirut aveva causato 21 morti. Al processo è poi emerso che Hezbollah e Damasco hanno lavorato assieme. Le morti di Hariri e Kassir avevano segnato il loro tempo. Questo, secondo, era uno dei maggiori storici libanesi. Il suo libro su Beirut resta un classico, è la sua storia della questione palestinese. Padre palestinese, madre siriana di famiglia greco-ortodossa, DNA misto di questo paese ponte tra Oriente e Occidente. La sua biografia parallela a quella di un altro intellettuale, illustre vittima dell'asse Hezbollah, regime siriano. Gebran Ghassan Toueni, politico e soprattutto direttore del quotidiano Al-Nahar. Gli orrori di Hezbollah in primo piano oggi sul Corriere della Sera. Ma a proposito di primo piano, diamo subito un'occhiata velocissima alle prime pagine dei quotidiani, proprio a volo. Nuovi raid e dell'apertura del Corriere della Sera. Israele colpisce lo Yemen nel giorno in cui nel bunker libanese, ridotto in briciole, viene ritrovato il cadavere di Nasrallah. Israele continua i raid aerei e colpisce nello Yemen un porto, un aeroporto, una centrale. Obiettivi riconducibili agli Houthi. Dagli Stati Uniti Israele incassa sostegno, ma anche l'invito a fermarsi. A centropagina l'Austria, vittoria dell'estrema destra, elezioni in Austria, gli exit poll danno in testa la formazione di destra FPÖ, il partito guidato da Herbert Kickl sarebbe primo con il 29,1% dei voti, mentre i popolari del cancelliere Nehammer si attesterebbero al 26,2%, i socialdemocratici dell'SPÖ al 20,4%, i verdi all'8,6%. Nel suo data room Milena Gabanelli si occupa con Mara Gergolet di AfD in Germania. Un abbaglio, il trionfo dell'estrema destra, le promesse di AfD rivelano contraddizioni che minacciano i principi della Costituzione tedesca e andrebbero a peggiorare le condizioni dei propri elettori. Chi vota AfD è in sostanza un supremo cretino che fa il male proprio del proprio paese, perché se voti AfD peggiori le condizioni di vita del tuo paese, cioè la Germania. A proposito di Germania, mai più il monito di Mattarella a Marzabotto, a 80 anni dall'eccidio nazi-fascista. Il presidente tedesco Steinmeier si è poi rivolto ai familiari delle vittime e ai superstiti. Provo dolore, ha detto, e vergogna. Mi inchino dinanzi ai morti e oggi vi chiedo perdono. Sanatoria fiscale per chi sceglie il concordato, titola ancora il Corriere della Sera in prima pagina. Arriva il concordato senza sanzioni per il fisco e il PD dice è un regalo agli evasori. Francesco Verderami chiacchiera con il ragioniere generale dello Stato dei tempi che furono, Andrea Monorchio, la notte in cui Giuliano Amato decise il prelievo sui conti correnti. Molti non erano ancora nati quell'anno lì.
Lo vediamo dopo, mentre Ernesto Galli della Loggia riflette sul cambiamento nelle scuole. Indispensabile quanto lontano. Gli insegnanti sono nella morsa dei sindacati, una morsa poco proficua per loro e per il futuro della scuola. Il Fatto Quotidiano mette in taglio alto sopra la testata la frase del giorno: Kamala Harris dice che gli immigrati clandestini vanno espulsi, addirittura arrestati. È più feroce di Salvini. Il PD del ripartire da Kamala non ha nulla da dichiarare? Il titolo principale è Israele che spiana pure lo Yemen. Le bombe su Beirut sono statunitensi, nuovo fronte, attacchi alle basi Houthi. Biden parla di tregua, ma arma Netanyahu, arma Israele. Decine di caccia israeliani contro i porti yemeniti. In Libano ucciso un altro capo di Hezbollah. Oggi i funerali di Nasrallah. Il Washington Post scrive: le testate da 900 kg usate nel raid le ha fornite Washington. E poi le regionali in Liguria, ora Orlando piange i renziani e fa il pieno di poteri forti, il PD Orlando, il ritorno di Burlando con Orlando, sembra un gioco di parole, e i due democratici nel gruppo Spinelli, quello della vicenda Toti. C'è il francobollo di Berlusconi diventa anche un francobollo, l'omaggio delle poste italiane nell'88° compleanno. Con questo lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano. Il Giornale apre con un'intervista di Ora Borselli al ministro Nordio sullo scandalo dei dossieraggi, degli spionaggi, scandalo inaudito, sono pronto a intervenire. Non sappiamo ancora quale sia l'estensione reale di questo caso, il caso del dossieraggio presso la Direzione Nazionale Antimafia. Laudati, Striano, eccetera. I numeri che smentiscono gli ultras dell'allarmismo, gli italiani stanno apprezzando il governo. Edward Luttwak che scrive: bisogna fermare l'Iran che è lo snodo del terrore. Giovanni Toti sull'acciaio e l'Ilva, cosa spiegano della politica e dell'Italia. Poi Austria vince l'ultradestra ma non trova gli alleati. Dal giornale al Tempo di Roma, il gioco di parole in apertura, campo larghetto, allarme antisemita in Italia. Roma blindata e caccia all'ebreo. Da Schlein a Conte la sinistra tace sugli insulti e le mobilitazioni filo Hamas. E gli alleati fregano Elly Schlein. Dopo la Liguria, veto su Renzi anche in tutte le altre regioni. Schlein cade nella trappola di Giuseppe Conte e ora le restano solo Renzi e Calenda. Il Papa che dice che l'aborto è un omicidio, sicari i medici che lo praticano. L'addio a Glauco Mauri, era stato appena celebrato la settimana scorsa, ancora in scena. L'attore teatrale a 94 anni è morto, il decano del teatro italiano. Da Gravina al Superbonus spuntano i nuovi dossier sugli spionaggi e l'inchiesta di Perugia. De Rao dica la verità. Fascicoli investigativi creati ad hoc dagli spioni, Laudati e Striano operavano all'antimafia. Un sistema illegale, gole profonde, intrusioni illecite, articoli di giornalisti, così gli spioni giustificavano in antimafia l'apertura dei dossier. Striano e Laudati avrebbero creato falsi dossier pre-investigativi per rendere lecite le loro investigazioni illegittime. Indimenticabile Berlusconi, scrive ancora il Tempo in prima pagina: 2 anni senza Silvio, Poste Italiane gli dedica un francobollo. Caso Open Arms, la Lega e i gazebo, boom di firme a favore di Salvini e lui, se condannato, via libera agli scafisti, dice il segretario leghista. Se condannato, enorme problema. Non ho nessuna paura di affrontare il carcere per aver difeso i confini. Gli scafisti arriverebbero tutti da noi. Mi fa piacere questo entusiasmo per la raccolta firme, ma ne avrei fatto a meno, ha detto Matteo Salvini. Per aver difeso i confini del mio paese, bloccato gli sbarchi, salvato vite, non contavo mi portassero una medaglia, ma neanche un processo con 6 anni di carcere di richiesta e 1 milione di euro di risarcimento danni ai poveri immigrati turbati, dice il leader leghista rispondendo alle domande dei cronisti al gazebo per la raccolta firme processo Open Arms, in cui rischia condanna a 6 anni a Roma. Andrò in tribunale, dice Salvini. In tutta Italia c'è tanta gente, anche di sinistra, che mi dice di non mollare, perché questa non è giustizia, è politica. Io conto, anche se la sentenza arriverà tra poche settimane, in una assoluzione, perché sarebbe il primo sequestro di persona al mondo in cui i presunti sequestrati potevano andare ovunque tranne che in Italia. Non siamo il campo profughi d'Europa. Il vice premier non intende fare alcun passo indietro né farsi intimidire da qualche togato. Non ho nessuna paura. Se dovessi affrontare il carcere per aver difeso il mio paese, lo farei a testa alta. Difendere i confini, la legalità, la sicurezza di un paese
dall'immigrazione clandestina. Combattere il traffico di esseri umani è un diritto ed è un dovere riconosciuto dalla Costituzione. Salvini ribadisce che quanto gli sta succedendo in questi giorni è del tutto inspiegabile. Solo su scherzi a parte può accadere, dice Salvini. Entro pochi giorni ci sarà la sentenza. Conto che il giudice riconosca che ho semplicemente fatto il mio dovere. Se ci fosse una condanna la riterrei un enorme problema per l'Italia a livello internazionale, perché dal giorno dopo gli scafisti arriverebbero tutti qua e ci sarebbero migliaia e migliaia di sbarchi, dice Matteo Salvini e riporta Il Tempo di Roma, prima pagina 6. Scandalo Roma, bisognava aspettare uno stupro per ripulire i tunnel della vergogna, un lurido tunnel dove è stata violentata appunto una donna, pagina 19 in cronaca locale. L'articolo di Martina Zanchi, puliti i tunnel della vergogna, resta l'allarme, sicurezza, sono uscite d'emergenza dalla galleria, ma pavimenti e scale sono sempre pieni di immondizia. Siamo in piazza della Croce Rossa dove una settimana fa una donna 42enne è stata violentata da un senza tetto, poi arrestato. Lasciamo Il Tempo di Roma, andiamo a vedere Repubblica. I due titoli, il primo l'Austria si tinge di nero, il secondo il Libano, i tank al confine, Israele pronto a invadere, titola Repubblica in prima pagina. L'addio al carbone, il viaggio nell'ultima centrale a carbone in Gran Bretagna, poi la politica interna, non facciamoci male, Elish Line si sfila dal match, 5 Stelle Renzi. La Stampa di Torino. Titolo principale su Netanyahu, la sfida totale, e poi il valzer nero in Austria, le elezioni, in testa l'ultradestra di Kickl e i popolari secondi. Anche le guardie via dalle carceri per la disumanità del sovraffollamento, scrive Donatella Stasio, e ancora le scuse di Steinmeier per l'orrore nazifascista, l'addio al campo largo, il Papa contro l'aborto, e andiamo a vedere la prima pagina della Verità di Maurizio Belpietro. Titolo a tutta pagina, l'Italia rifiuta la cittadinanza facile. L'articolo di Paolo Del Debbio su un sondaggio di Ghisleri che certifica quello che tutti sanno: i connazionali non vogliono sentir parlare di ius, scuole o altre scorciatoie. Per gli immigrati la sinistra ha corto di argomenti, vuol fare opposizione a colpi di referendum, è destinata a finire contro un muro, scrive Paolo Del Debbio. Foto dell'ex fidanzata o convivente, compagna, consorte di Silvio Berlusconi, vale a dire Francesca Pascale, alla quale è indirizzata la cartolina di Mario Giordano. Cara Pascale, ora che è diventata una statista vogliamo iscriverci al partito del Calippo, scrive Mario Giordano. Maurizio Belpietro si occupa del campo largo, più opinioni diverse che leader, sono divisi su ogni tema. A centropagina, il governo annulla le multe ai Novax, l'Emilia Romagna perseguita gli obiettori, una raffica di sanzioni ai genitori che non hanno obbedito ai discussi obblighi della Lorenzin. Silvana De Mari ci spiega perché non crede ai veggenti di Meggiugorie, sono troppo sincretisti, poco tradizionalisti, e poi la destra dell'FPÖ supera il 29%. È il primo partito in Austria. Francesco Borgonovo, chi combatte il gender copre i preti pedofili, dice la ex attivista, o meglio, no, non è l'ex attivista, Butler, capofila della distruzione dell'identità sessuale che attacca il Papa e la Meloni. Non ho capito chi è Butler, ma lo scopriamo facilmente. A pagina 7, per la madrina della teoria gender, chi dissente da lei copre i preti pedofili. Trattasi di Judith Butler, mostro sacro dell'Università Californiana di Berkeley. Niente po' di meno. Chi ha paura del genere è il suo libro. E sempre dalla prima pagina della Verità, una Femen pentita, oggi sono l'Islam e l'ideologia trans le vere minacce per le donne. Trattasi di Marguerite Stern, ex attivista di Femen, che non ha dubbi, il vero pericolo per le donne oggi sono l'Islam e l'ideologia trans. Intervista all'esponente leghista Rossano Sasso, gli esponenti del mondo LGBT resteranno fuori dalle nostre scuole. Un'altra intervista, tra quelle del lunedì, al giornalista Tony Capuozzo, Zelensky ci vuole in guerra, se Trump si ritira Londra e Parigi faranno la guerra. E poi Ettore Andenna, qualcuno se lo ricorderà, i mitici Giochi senza frontiere. Ho unito l'Europa in televisione con i Giochi senza frontiere, ma sono deluso da questa Unione Europea. Giorgio Spaziani Testa, Confedilizia, l'obbligo di polizza è inaccettabile, la lotta ai B&B fa male all'economia, dice. Intervistato dalla Verità,
il presidente di Confedilizia. Con ciò lasciamo la verità, andiamo a vedere anche Libero. Il quotidiano diretto da Mario Secchi apre con i piccoli Nasrallah d'Italia, si va verso l'anniversario del 7 ottobre dell'attacco agli israeliani l'anno scorso, ormai è passato un anno quasi. Dopo i cortei contro Israele, innalzata la sicurezza nei ghetti di Roma e Venezia. La comunità ebraica fa notare siamo a un passo dalla caccia all'ebreo, ma la sinistra resta zitta. Daniele Capezzone, occhio al regime iraniano che è vicinissimo all'implosione. Fausto Cariotti sul PD che attacca i nazisti di ieri ma tollera gli antisemiti di oggi. E poi Daniel Mosseri, messaggio all'Europa anche in Austria, una vittoria della destra. Dopodiché abbiamo Silvio Berlusconi, i compagni sono ossessionati, altro odio anti-Berlusconi, scrive Salvatore Dama, questa volta per il francobollo. Il Papa parla da Papa, osserva Corrado Ocone, e viene trattato come un estremista perché ha detto cose politicamente scorrette. Pietro Senaldi commenta il referendum, favorevole solo il 35% per quanto concerne gli italiani che bocciano la cittadinanza rapida agli immigrati. E infine spunta il carcere per il calcio a scrocco. La legge antipirateria è un'esagerazione, secondo Ignazio Stagno su Libero. Anche cani e gatti donano il sangue, un accordo con l'Avis, pagina 14, e poi l'arte che è diventata distrazione. Ginevra Eleganza si occupa di involuzione culturale. Mentre sul Messaggero vi segnalo l'intervista al ministro della Salute Orazio Schillaci. Servono più di 1.300 milioni di euro per assunzioni e indennità. Sulle liste di attesa stiamo rispettando i tempi, sulle aggressioni in corsia abbiamo scelto la linea dura, ci sono stati i primi arresti. Ragioniamo su nuove regole per gli accessi ai pronto soccorso ed è importante la videosorveglianza. Stiamo lavorando per ottenere più risorse possibili per la sanità, ma alle regioni chiediamo di evitare gli sprechi. Aumenta la violenza negli ospedali, pene più severe contro le aggressioni, piano straordinario per le assunzioni e il nodo da sciogliere, i posti letto. Secondo gli ultimi dati in Italia negli ospedali ci sono 314 posti letto per ogni 100.000 abitanti. La media europea è più alta, sopra i 500. Era una questione che era venuta fuori già al tempo della Covid. Dal Messaggero adesso passiamo a dare un'occhiata ai 3 articoli che poi andranno in home page sul sito di Radio Libertà. Il primo lo traiamo dal Foglio, nella sua pagina internazionale. Il Foglio propone il lunedì alcuni articoli comparsi su testate europee. In questo caso le parole del romanziere spagnolo Arturo Pérez Reverte su XL Semanal, che è il settimanale del quotidiano spagnolo ABC. Gli immigrati, l'Islam e l'odio per il posto in cui si vive. Sono seduto, scrive il romanziere spagnolo, sulla terrazza di un bar, una cittadina del nord Italia, e nel giro di mezz'ora vedo passare una dozzina di donne musulmane con il volto coperto tranne gli occhi. Alcune tengono per mano i bambini, altre portano le buste della spesa. Guardandole penso alla fredda ineluttabilità della storia, al fatto che la trasformazione geopolitica del Mediterraneo oggi avviene attraverso le navi della fortuna e che le ondate di migranti sono un fattore irreversibile di civiltà verso una nuova Europa che non assomiglia per niente alle altre. Ma quando si ha una certa età e si ha una biblioteca, rendersi conto di ciò non è né drammatico né terribile. La storia è fatta di civiltà crollate e non sempre abbiamo il privilegio di assistere al declino di una di esse. Siamo d'accordo, l'immigrazione è inevitabile, necessaria. Senza questa forza lavoro, senza questo sangue nuovo, la vita qui non sarebbe più vivibile, l'economia andrebbe in rovina, la piramide delle età sarebbe profondamente invertita, la sicurezza sociale impossibile. Al cittadino europeo cresciuto nel welfare e da esso indebolito vengono sostituiti sangue nuovo, ambizioni legittime, tenacia di persone più forti. Qui sta il problema principale del vecchio continente, un conflitto insolubile, conseguenza della codardia, dell'avidità, della stupidità europea. Tutti i governi, temendo di essere etichettati come islamofobi o razzisti, commettono gli stessi errori da decenni, senza imparare nulla dai problemi di sicurezza, ghettizzazione e applicazione delle leggi islamiche nelle città
e nei paesi. Questo ci porta al cuore del problema. Gli immigrati musulmani si lasciano alle spalle la povertà, ma portano con sé la loro religione e il modo di vivere. Ambizioni legittime, scriveva Perez Reverte, e tenacia di persone più forti. Poiché l'Europa egoista e stupida non è stata in grado di offrire loro integrazione ed eguaglianza, preferiscono vivere secondo i propri usi e costumi. Preferiscono vivere secondo i propri usi e costumi e questo è il motivo per cui molti migranti musulmani non crescono i propri figli nella mentalità del paese ospitante, ma del paese di origine. Hanno le loro moschee, i loro quartieri, le loro scuole, la loro televisione. Godono di diritti inaccessibili nel paese d'origine, ma quando si tratta di rispettare le regole, pretendono un trattamento differenziato in nome della loro religione e poiché non si lasciano ingannare, si rifugiano nella nostra stessa retorica. I giovani ci disprezzano considerandoci deboli e contraddittori, mentre vedono l'Islam radicale come forte e attraente. L'Europa è il cancro, gridano. L'Islam è la soluzione. Con la vostra democrazia distruggeremo la vostra democrazia, eccetera. La parola è stata inventata dai greci, oikofobia, odio per la casa, per il luogo in cui si vive. Il problema sta in questa contraddizione. Per necessità l'immigrato deve essere accettato e integrato, ma la sua eredità culturale e storica si scontra con quella di un'Europa che non riesce a chiarire la propria identità. Le regole del gioco non sono mai state spiegate loro chiaramente. Trovate lavoro e guadagnatevi il rispetto, ma rispettate voi stessi le regole. Portate i vostri figli a scuole che li integrino. Non chiamate vostra figlia la mia puttana perché indossa la minigonna. Non fatela sposare con qualcuno che non ama. Non mutilatele il clitoride. Non copritele il viso o la testa fin dal primo ciclo. Avete qualità che rispetto. Impariamo gli uni dagli altri, comprendiamoci. Altrimenti, ecco la porta. Ciò non è stato fatto quando poteva essere fatto e oggi è troppo tardi. Il tempo è passato, l'Europa ne sta pagando le conseguenze. Gli immigrati, l'Islam, l'odio per il posto in cui si vive, oicofobia. Lo scrittore spagnolo Arturo Pérez Reverte in Italia ricorda la parola inventata dai greci e ripercorre la crisi del vecchio continente. Secondo articolo lo troviamo sul giornale, Felice Manti, inviato a Reggio Calabria, pagina 14 e 15, il reportage "Il ponte è lo stretto necessario per strappare il Sud alle mafie. Il progetto del 2003 è stato rivisto e corretto, ma il popolo del no insorge con i soliti mantra ambientalisti, pronta una guerra di carte bollate per fermarlo. Sulla fattibilità si scontrano fake news e fact-checking. Ai boss che flirtano con i politici locali, il ponte sullo stretto non piace perché porta progresso e presenza dello Stato. Lo stretto indispensabile è quello che manca qui, scrive Felice Manti sul giornale. Senso civico, sviluppo e prospettive. Il ponte sullo stretto sorgerà qui, ci dice uno dei tantissimi ingegneri coinvolti nel progetto, puntando il dito su Messina, in un'area vicina all'autogrill di Villa San Giovanni. Un minuto di pausa, ci risentiamo tra poco con il ponte necessario per il giornale, secondo Felice Manti, che fa questo bel reportage sul ponte sullo stretto di Messina. Sul giornale a pagina 14 e 15. Eccoci qua di nuovo all'articolo di Felice Manti sul ponte sullo stretto di Messina.
Il progetto di Impregilo, oggi WeBuild, era del 2003, è stato limato e nel 2010-11, quando Mario Monti lo ricacciò in un cassetto. Come una fenice è risorta la società Stretto di Messina, di cui il Ministero dei Trasporti, il Ministero di Salvini, è azionista di maggioranza, assieme a Rete Ferroviaria, ANAS, Regione Sicilia, Regione Calabria. L'ultimo reportage del giornale era di 15 anni fa. Siamo ancora a ground zero, al punto di partenza, con l'incubo che il ponte diventi l'ennesima incompiuta, come molte delle case che si vedono. Il primo mattone lo metterà Matteo Salvini. Il progetto è quello dello scorso 16 marzo, quando in piazza di Porta Pia si è svelato alla presenza dei presidenti di Sicilia e Calabria, Schifani e Occhiuto. Obiettivo ambizioso, inaugurarlo nel 2032. Avrà un'unica campata centrale, lunga 3,3 km, un'intuizione firmata William Brown, un impalcato largo 60,4 metri, torri alte 399 metri, 65 metri di altezza del canale navigabile, 6 corsie stradali e ferroviarie con un know-how che arriva da Stati Uniti, Giappone, Danimarca, Spagna e Francia. Dall'autostrada A2, che ha ricacciato nell'oblio la vecchia denominazione A3, racconta Felice Manti, scendiamo a Cannitello, frazione tra Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Tra la dirimpettaia Torre Faro e queste casette basse ci sono circa 450 famiglie, a cui è stato chiesto, sulla base delle risultanze catastali, di farsi devastare appartamenti e terreni per fare spazio a ponte, cantieri, opere connesse e svincoli. Ci sono solo pochi giorni per opporsi. Dicono che il ponte qui non lo voglia nessuno, a partire dai sindaci dei 3 comuni dello stretto, Giuseppe Falcomatà, Giusi Caminiti di Villa San Giovanni e Federico Basile di Messina, pronti a sommergere il progetto del ponte con una marea di carte bollate. Nonostante una serie di opere collegate, farebbero loro un gran comodo, come i desalinizzatori che scongiurerebbero la siccità e la storica carenza d'acqua. La fattibilità tecnica del ponte non è mai stata messa in discussione, anche se il progetto definitivo ha almeno 68 criticità. Una fattibilità comprovata da anni di ricerche. Ci sono 239 richieste di integrazioni, dal monitoraggio cetacei al rischio tsunami, presentate dal Ministero dell'Ambiente, a cui dare risposta. Ci si attacca anche alla complessa procedura di nomina dei nuovi commissari della commissione Via VAS, scaduta a maggio. Ce ne sono solo 30, non 70, dicono lavorerà a ranghi ridotti a opera iniziata. Qualcuno invoca la Commissione europea perché valuti se e come sia stata aggirata la norma che impone una nuova gara. Schermaglie politiche, eppure da queste parti anche l'ingegneria è un'opinione. Il ponte spacca trasversalmente partiti, sindacati e associazioni, come la faglia assassina aperta sotto il mare che ha scatenato 2 terremoti violentissimi nel 1783 e nel 1908. Il ponte è cruciale per l'intermodalità con Gioia Tauro, alta velocità, aeroporto di Reggio e avrà ricadute decisive sul territorio, ci dice davanti a un caffè su Corso Garibaldi l'ex assessore regionale alle infrastrutture di Iole Santelli, Domenica Catalfamo, che in una recente audizione in Parlamento ha smontato molte delle leggende metropolitane sull'opera. Come sempre, in quest'era del verosimile, le facili fake news stravincono sul più faticoso fact-checking. L'opera dovrebbe sopportare terremoti di magnitudo 7 sulla scala Richter e resistere a venti fino a 270 km/h, e gli stessi che agitano i boschi degli oltre 400 impianti di pale eoliche che si vedono sull'autostrada scendendo da Milano. Lo sa bene Jan Rose, il funambolo che quest'estate ha attraversato a piedi su una slackline larga 1,9 cm sospesa a oltre 200 metri sul livello del mare. Ci ha messo 3 ore, è caduto a 80 metri dal traguardo. Tecnicamente è un'altra incompiuta griffata Red Bull, ma la politica locale ha ignorato un evento da 1 miliardo di visualizzazioni, cioè il funambolo. Il ponte costerà almeno 15 miliardi di euro, è strategico nel corridoio scandinavo-mediterraneo, secondo Pat Cox, coordinatore della Commissione europea per il corridoio TEN-T. L'Unione Europea sarà pronta a coprire metà delle spese per l'aggiornamento degli studi sull'impatto ambientale. Negli anni 60 la proposta di un ponte, made in Japan, venne respinta al mittente da una classe politica incapace. Ancora oggi il Giappone è pronto a collaborare, l'ha promesso in Calabria il ministro degli esteri giapponese Kamikawa al G7 di luglio davanti al ministro italiano Tajani.
Il WWF chiede al Parlamento di fermare i cantieri, contesta che il ponte si faccia per fasi costruttive, un pezzo alla volta, cosa che non piace neanche al presidente dell'autorità anticorruzione Giuseppe Busia, l'ANAC. È una pratica in linea con le best practices internazionali, replica l'amministratore delegato distretto di Messina, Pietro Ciucci, secondo cui quando il CIPES darà il via libera al progetto definitivo, sarà approvato anche il piano economico finanziario che accerterà l'esistenza della copertura per l'intero fabbisogno dell'opera. Il popolo dei no è già in marcia. Moriranno i delfini e si schianteranno le cicogne, il mantra ambientalista. Il ponte disturberà gli uccelli migratori e non farà passare le navi portacontainer da e per Gioia Tauro, porto di transshipment nel cuore del Mediterraneo. Il rischio di scontri di piazza all'inizio dei lavori è talmente serio che nel disegno di legge sicurezza c'è l'aggravante per chi usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale per impedire un'opera pubblica o un'infrastruttura strategica. A guidare la rivolta i soliti verdi, Bonelli e Fratoianni, che si sono visti più in procura a Roma per una fantomatica class action contro la società Stretto di Messina, difesa dall'ex mentore di Giuseppe Conte, l'avvocato Guido Alpa, che non da queste parti. Lo stesso dicasi per altri leader fin troppo timorosi di finire in qualche istantanea, qualche fotografia pericolosa. Lo sa bene Elly Schlein, il suo sindaco, Falco Matà, è indagato perché avrebbe portato la mafia dentro gli uffici comunali attraverso il genero di uno storico boss. Con i suoi politici nati Dem e accasatisi altrove, il PD avrebbe contagiato anche il centrodestra. Ma lei non ha detto una sillaba in merito, se non la sua stantia contrarietà al ponte. D'altronde, scrive ancora Felice Manti, la Calabria è come il Fight Club. Quel che succede qui resta qui. Alla magistratura spetta l'ingrato compito di dare una verità giudiziaria rispetto a discutibili scelte politiche, commenta un PM antimafia che conosce il territorio. Al ponte lavorerebbero a regime centinaia di migliaia di persone, prosegue Felice Manti. Di fabbriche in città ce n'è una sola. La costruzione dei treni è il fiore all'occhiello della Hitachi, ex Ansaldo Finmeccanica, già Omeca, a pochi metri dallo stadio. A Reggio Calabria costruiscono i treni per la metropolitana milanese, ma anche per Honolulu. Di fianco sibila e stride la Littorina Diesel, che porta i turisti sulla superstrada statale Ionica 106, dove campeggiano le rovine della liquilchimica di Saline Ioniche, rimasta aperta un giorno e basta. Un tracciato che miete decine di morti all'anno per quanto è pericolosa la statale Ionica 106. È uno dei troppi paradossi di questa regione che il governatore calabrese di Forza Italia Occhiuto si è messo in testa di aggiustare, adesso che l'autonomia differenziata minaccia di esasperare le differenze tra nord e sud. A fine luglio è bastato un deragliamento per congelare la tratta Battipaglia-Sapri e cancellare treni ad alta velocità, intercity e regionali diretti in Calabria per quasi una settimana, dopo che il traffico era impazzito, perché su un binario unico e a velocità ridotta hai voglia a portare Ryanair sullo stretto con i suoi 8.000 passeggeri in più, se per colpa del cloud strike ci sono calabresi rimasti 48 ore lontano da casa. Una iattura contro cui perfino il ponte sarebbe impotente. Spagnoli, bizantini, arabi, greci, romani, siciliani e turchi. Per molti secoli il mito del mostro marino Scilla, nascosto nella rupe sotto la fortezza dei Ruffo di Calabria, li aveva tenuti lontani, ma non troppo. Lo storico Franco Mosino era convinto che l'autore dell'Odissea fosse il Regino Appa, tanta era la precisione dei luoghi del Mediterraneo raccontati. Il nemico, la Calabria, o ce l'ha in casa o gli arriva dal mare, lo stesso mare che ha sputato fuori più di 50 anni fa i bronzi di Riace, vecchi 2500 anni. Soltanto gli ebrei sono stati cacciati dopo aver lasciato in eredità la coltura del baco da seta, la seconda sinagoga d'Europa a Bova Marina, la prima Torah stampata nel 1475 nella Giudecca di Reggio, ma espatriata a Parma. Ed è solo grazie agli sforzi di uno studioso dell'ebraismo come Tonino Nocera se qualche brandello è tornato a casa. Un rapporto tormentato quello con Israele e dimenticato, a cui lavora Klaus Davi. I bronzi potevano essere la Coca-Cola della Calabria, identitari come il bergamotto e l'anduia, e invece niente. I due guerrieri semidimenticati vigilano sullo stretto, come se la Calabria fosse un bastione a difesa dell'Occidente. L'Aspromonte che domina lo stretto è la porta a sud dell'Europa e della civiltà occidentale, il corrispettivo di Roncisvalle a nord, dice Carmelina Sicari, uno degli ultimi intellettuali rimasti. E lei ad aver riscoperto la canzone dell'Aspromonte.
il prequel della Chanson de Roland, con tutti gli eserciti cristiani riuniti per resistere ai musulmani. Il quadro del 1562, il trionfo della morte di Pieter Bruegel, oggi al Prado, sarebbe ispirato proprio da un'apocalittica a Rezzo, nome della città nella lingua volgare cinquecentesca, Reggio Calabria, devastata dall'incursione turca del 1552, di cui il pittore fu testimone nel suo Grand Tour in Italia. A distanza di 500 anni e poco più, il nemico che devasta questa terra si chiama 'ndrangheta. L''ndrangheta, scrive Felice Manti, di sicuro il ponte non lo vuole, perché la presenza dello Stato, che si annuncerebbe massiccia, dà fastidio ai boss che flirtano con la politica e la massoneria. Girano indisturbati e mimetizzati mentre muovono miliardi tra paradisi fiscali e Sud America a colpi di pizzini, crediti fiscali, speculazioni e criptovalute. Le mafie vivono sul degrado, sulle case non finite, rimaste troppo grandi a prova di una speranza tradita, rivoli insignificanti di una diaspora calabrese che si è mangiata milioni di vite, scrive Gioacchino Cariaco, autore di Anime Nere. La mole di investimenti che il ponte sullo stretto genererebbe sarebbe una boccata d'ossigeno per la moribonda economia calabrese. Potrebbe richiamare le generazioni interrotte e ricucire la storia e le famiglie. Certe parti del territorio sembrano immobili, ci si gioca a carte una capra viva. Qualcuno dice che la macchina del tempo sia montata sul volo Milano-Reggio, ma purtroppo non è vero. Il miraggio di avvicinare Sicilia e Calabria, che nel Medioevo la Fata Morgana usava per ingannare i nemici della città, riporterebbe questa terra nell'età contemporanea, togliendo spazio a chi si sostituisce allo Stato. La mafia calabrese ha sabotato i moti nati il 14 luglio del 1970, quando la protesta di piazza stava per affrancare questo lembo di terra maledetta eppure fertile di talenti dal giogo di consorterie, capibastone e baroni. La Bastiglia era la medaglia di capoluogo. La rivoluzione, infiammata dal movimento sociale, l'MSI, venne ricacciata nel sangue coi carri armati del presidente del Consiglio Emilio Colombo, mezzo sangue calabrese. Ovviamente, conclude Felice Manti sul giornale in questo articolo dedicato a quanto sarebbe utile e buono il ponte sullo stretto di Messina. Ovviamente, dicevamo, conclude Manti, gli appetiti dei boss ci sono per tutte le opere prodromiche del ponte, cantieri, movimento terra, guardiania. La direzione investigativa antimafia ha già pizzicato un dipendente WeBuild promettere a un boss siciliano un capannone, tanto è bastato per disseppellire il mantra che il ponte unisce due cosche prima che due coste, come se a Milano, Roma o Reggio Emilia non fosse così da tempo e nessuno se ne scandalizza. Tra gli inquirenti, osserva infine Felice Manti, c'è chi pensa anzi che se il ponte partisse, certi appetiti potrebbero servire a stanare qualche boss. All'autogrill di Villa San Giovanni si è alzato un vento pazzesco. Messina sembra vicinissima. Il giramento di pale racconta benissimo lo stato di rassegnazione misto a rabbia di chi attende invano. Così sul giornale. Felice Manti. Il ponte è lo stretto necessario per strappare il sud dalle mafie. Terzo articolo, in realtà è una lettera alla pagina delle lettere del Corriere della Sera di una cittadina, una signora, Anna Casareto. Non ha bisogno di commenti questa lettera che riguarda il rapporto del cittadino italiano con il fisco. Lettera aperta al direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il 3 settembre 2024, scrive la signora Anna, ho ricevuto una raccomandata da Agenzia Entrate e Riscossione che mi intimava di pagare un debito entro 5 giorni senza alcun dettaglio sull'origine del debito stesso. Nella raccomandata si faceva riferimento solo a una cartella notificatami nel 2012, 12 anni prima, maggiorata già del 30% di sanzioni e interessi per un avviso del 2007, 17 anni fa, che non è mai stato dimostrato che io avessi ricevuto, perché non l'ho mai ricevuto. Si tratta di un debito IRPEF per cambio di lavoro. Ai tempi avevo contestato le sanzioni, ma senza esito. Nel 2013 così ho deciso di rateizzare il debito e nel 2019 di aderire a una rottamazione per il debito residuo in 72 rate. Dopo varie email e telefonate ad Agenzia delle Entrate e Riscossione, il 4 settembre 2024
capisco che la raccomandata del 3 settembre mi notifica che una delle rate delle 72 non risulta pagata per un disguido che poi ho verificato effettivamente con la mia banca. Una rata su 72, scrive la signora Anna. Agenzia Entrate e Riscossione ha atteso di notificarmi la mancanza della rata al termine del mio supposto pagamento delle 72 rate e ora, dopo 2 anni dalla rata mancante, mi sanziona di nuovo chiedendomi 10 volte il valore della rata. 10 volte. Il provvedimento è basato su un comma del decreto legge 119/2018 che recita che il mancato pagamento anche solo di una rata comporta l'annullamento dell'intera rottamazione e che le rate successive sono da considerarsi acconti. La procedura di Agenzia delle Entrate e Riscossione prevede dunque, una volta terminati i pagamenti, il rimborso dell'intera cifra, annullando la rottamazione. Sono una lavoratrice dipendente, non ho altri debiti, conclude la signora Anna, mi ritengo una persona rigorosa e il pagamento delle rate fino alla fine lo dimostra. Apprezzo regole e principi uguali per tutti, ma trovo la norma applicata vessatoria. Quando salderò questa cartella di settembre avrò pagato il doppio della cartella originaria. Propongo pertanto che questa normativa venga modificata, prevedendo ad esempio un avviso tempestivo in caso di mancato pagamento di una rata oppure una seconda possibilità, senza ulteriori sanzioni per i contribuenti regolari e tracciabili. Mi sento oppressa da 12 anni come fossi un evasore e ritengo sia necessario mettere un limite. Le norme si cambiano se vessatorie. Dimostriamo, conclude la lettrice del Corriere della Sera, cittadina italiana, che sappiamo distinguere le persone oneste dai soliti furbi e speriamo di non sentirci più dire è la norma, è il protocollo, lei ha ragione ma non si può, paghi perché le blocchiamo il conto. E questi sono i tre pezzi che troverete poi sul sito di radiolibertà.net, i 3 pezzi del giorno. Detto questo, andiamo adesso a dare un'occhiata agli altri articoli di giornata, quelli abbiamo già visto le prime pagine, andiamo a dare un'occhiata, dicevo, agli articoli del giorno, tra i quali vi segnalo, a proposito del presidente tedesco a Marzabotto, il resoconto di Mara Gergolet da Marzabotto, dolore e vergogna, chiedo perdono, ha detto il presidente Steinmeier. Con Mattarella, il capo dello Stato italiano ha voluto sottolineare che ciò che è accaduto può accadere ancora, il richiamo del Colle alla complicità fascista, eccetera. L'area chiusa, i rastrellamenti, così le spietate Waffen-SS trucidarono donne e bambini, mentre allerta in Italia per Israele con le parole di Liliana Segre, senatrice a vita, che dice scopro a 94 anni di essere un agente sionista. Siamo a un passo dalla caccia all'ebreo e da atti di aperta violenza nei confronti di istituzioni ebraiche, religiose e non, e dei loro rappresentanti. All'indomani del corteo pro-Palestina con le minacce alla senatrice Segre e al ministro Crosetto, definiti agenti sionisti dai manifestanti, il presidente della comunità ebraica milanese Walker Megnaghi lo dice chiaramente. Il suo vice, Ilan Boni, aggiunge che i cartelli esposti durante la protesta potrebbero essere interpretati da alcuni malintenzionati per compiere attentati. La senatrice a vita Segre l'ha presa con ironia. Pensa un po', a 94 anni sono diventata un agente. Il figlio, Luciano Belli Paci, sta comunque valutando con l'avvocato penalista Vincenzo Saponara un'eventuale azione legale. Foto di Milano, via Padova, mobilitazione giù le mani dal Libano, organizzata domenica nel capoluogo lombardo dopo i bombardamenti israeliani. A proposito di fisco, sul Corriere della Sera, pagina 15, arriva la sanatoria senza sanzioni, cosa del tutto opposta rispetto a quella che ha raccontato poco fa la lettrice al Corriere della Sera. Decreto omnibus, ravvedimento per il periodo 18-22. Chi aderirà al concordato preventivo biennale per il 2024-25, platea potenziale 4 milioni e mezzo di autonomi e partite IVA, potrà regolarizzare a buon mercato, un vero e proprio condono secondo le opposizioni, le somme evase nel periodo 18-22.
Così sul Corriere della Sera. Sul Corriere però c'è da segnalare, a proposito di Calabria, anche l'intervista al presidente della regione Calabria e vice segretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto. Un danno il referendum sull'autonomia, ma sull'autonomia adesso fermiamoci. Un referendum che rischia di trasformarsi in un grande danno per il centrodestra, tanti nodi ancora da sciogliere sulle materie che potranno passare alla competenza delle regioni dopo la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e su quelle che già potrebbero essere devolute dallo Stato a chi lo richiedesse. Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, invoca lo stop. Al governo e alla maggioranza direi: siate prudenti, congelate gli effetti della legge sull'autonomia in attesa che la riforma sia completa. Utilizzate il tempo per ragionare su ogni aspetto e per spiegare all'opinione pubblica cosa succederà e come. È vero che l'autonomia era uno dei capisaldi del centrodestra con la riforma della giustizia e il premierato, ma è l'unica su cui si è andati di fretta, di notte, con un'urgenza poco comprensibile. Sul resto si sta agendo con calma. Forza Italia ha fatto un grande lavoro per evitare distorsioni a danno del Sud, ma ancora c'è da lavorare. Prendiamoci tempo, fermiamoci e ragioniamo. Neanche al nord oggi i cittadini sentono questo tema come un'urgenza. Il centrodestra ha attuato una riforma in tema di autonomia che fu voluta dalla sinistra, la quale ora attacca anche per ragioni propagandistiche. Ma due ordini di problemi esistono, osserva Occhiuto. Il primo è sulle materie che possono essere devolute alle regioni che le chiederanno solo dopo che si saranno superati i costi storici e definiti i livelli essenziali delle prestazioni, cioè sanità, scuola e così via. È un tema molto delicato, bisogna capire bene come si stabiliscono i LEP, i livelli essenziali appunto delle prestazioni. Per fare un esempio, un medico specializzato che deve venire a lavorare in un ospedale calabrese chiederà di essere pagato di più, non di meno, di chi viene chiamato a nord, magari allettato da offerte anche più alte. Lo stesso vale per la scuola, perché noi paghiamo ritardi storici e culturali e se non stiamo attenti rischiamo di acuirli. Ha ragione dunque Tajani a dire che prima di ogni altra mossa bisogna stabilire quali sono i livelli minimi di assistenza anche per le materie per cui non sarebbe necessario? Ha più che ragione, osserva Occhiuto. E qui veniamo al secondo problema. Non ha senso che ogni regione possa, come oggi in teoria è previsto, sponsorizzare e firmare i propri contratti di export promozione per conto proprio. Che ci mettiamo a fare la concorrenza sul vino tra Veneto e Calabria? A chi giova? Per tutti è fondamentale che sia il ministro competente per il paese a garantire il Made in Italy. Non siamo repubbliche indipendenti in competizione. Intanto 4 regioni di centrosinistra, ben oltre 1 milione di elettori, hanno sottoscritto il referendum per l'abolizione della legge sull'autonomia. Temo questo referendum, l'ho detto e lo ribadisco, osserva Occhiuto, temo che si riveli un danno per il centrodestra a livello nazionale, perché stravincerebbe al sud e al centro e credo che non basterebbero i voti del nord per salvare la legge. Lo credo perché oggi non è più come 10 anni fa. L'autonomia non è più sentita come una priorità neanche a nord. Interessano lavoro, tasse, sicurezza, crescita, altri temi. Per questo ho chiesto e chiedo una moratoria sulle materie delegabili solo con i LEP. Prendiamoci tutto il tempo necessario per definirle al meglio, visto che si parla di spese comunque enormi, quantificate dagli istituti specializzati tra 100 e 200 miliardi. Per quelle minori, se non c'è urgenza, perché affrettare? La legge sull'autonomia è stata approvata in fretta e furia. Serviva più tempo, conclude Occhiuto, e maggiori chiarimenti. Anche grazie a Forza Italia è una legge che può reggere, ma va spiegata e meglio definita. Insomma, fermiamoci sull'autonomia, dice il presidente della Calabria. Sul Corriere della Sera, l'abbiamo citato prima, c'è da segnalare anche una lunga chiacchierata di Francesco Verderami con uno dei boiardi di Stato più boiardi che ci siano, Andrea Monorchio, ragioniere generale dello Stato e tanto altro, perché dallo Stato poi è passato al privato, con i Benetton, le autostrade e tutto il resto. Un monumento agli interessi, per carità, non al conflitto di interessi, ma agli interessi. L'Italia non aveva più soldi, non avevamo niente, dice Andrea Monorchio che china il capo, racconta Verderami. E in quel momento di raccoglimento rivede il baratro in cui stava per precipitare il paese nell'estate del 92. Per chi è ragioniere generale dello Stato, chiamato a gestire le risorse statali, il fallimento dello Stato è il fallimento di se stesso.
Sapere che l'Italia rischiava di non poter pagare stipendi, pensioni e titoli pubblici era un'idea inaccettabile. Per 13 anni Monorchio ha guidato la Ragioneria Generale dello Stato. I suoi ricordi si concentrano su una notte buia, il 10 luglio di 32 anni fa, quando il paese, l'Italia, fu a un passo dal default. Da settimane la lira era sotto attacco speculativo, i mercati ci avevano abbandonato, i tedeschi completarono l'opera, la Bundesbank annunciò che non ci avrebbe più sostenuto. Carlo Azeglio Ciampi, governatore Banca Italia, provò per mesi a difendere la permanenza della lira nel sistema monetario europeo prima di essere costretto a mollare. Le critiche. Lui impedì che lo Stato finisse in ginocchio. Nel frattempo il governo di Giuliano Amato si adoperò con una manovra da 92 mila miliardi e un decreto da 30 mila. Fu allora che si misero le mani nei risparmi dei cittadini, con un prelievo forzoso dai loro conti correnti. Il famoso 6 per 1000 di Giuliano Amato era il cappio messo al collo di un condannato prima dell'impiccagione, un passaggio drammatico che provocò perfino un conflitto tra istituzioni. La decisione, ricorda Andrea Monorchio, oggi 85enne, fu assunta in un incontro tra il Presidente del Consiglio e il Ministro delle Finanze, Goria. Era notte fonda, eravamo a Palazzo Chigi alle prese coi numeri della manovra. Mancavano tra i 6 e gli 8 mila miliardi. Goria disse ad Amato: andiamo di là. Tornarono dopo 20 minuti e il Premier disse ai ministri: potete andare a dormire, non lei, Monorchio. Amato non mi rivelò il progetto. La decisione del prelievo forzoso fu tenuta segreta. Se fosse trapelato qualcosa, il sistema sarebbe collassato. Nessuno fu informato, non i ministri, non il capo dello Stato, neanche il governatore di Banca Italia. Amato semplicemente saltò la norma in Consiglio dei Ministri. Quando vennero desecretati i verbali della riunione, si vedrà che tra i provvedimenti citati, quello del prelievo forzoso non è agli atti. Per non menzionarlo, il Premier si trincerò dietro una sorta di scioglilingua e passò avanti. La decisione rimase segreta fino alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il presidente Scalfaro, che era solito chiamarmi ogni giorno, quella volta non chiamò. Ciampi invece andò su tutte le furie, chiamò Amato ed ebbe con lui uno scontro violento. Tra i compiti del governatore di Banca Italia c'era di tutelare il risparmio. E quale tutela aveva potuto garantire Ciampi, visto che nottetempo i risparmi dei cittadini erano stati colpiti dallo Stato? Per Amato fu dura resistere. Io non ero d'accordo con la misura, non avevamo niente, ci voleva coraggio a prendere una simile decisione, sapendo che il giorno dopo avresti avuto tutto il paese contro. E così fu. I ministri, i partiti di maggioranza e quelli di opposizione, i sindacati, tra le urla del governatore di Banca Italia e il silenzio del Presidente della Repubblica. Ma l'Italia alla fine si salvò. Le nuvole avevano iniziato ad addensarsi negli anni 70, eccetera, eccetera. Insomma, questo è il racconto epico della notte in cui Amato fece passare il prelievo sui conti correnti usando uno scioglilingua. Il Premier decise con Goria, poi la lite con Ciampi. E intanto in Austria, altra pagina del Corriere della Sera, quella degli esteri, in Austria, come abbiamo già accennato prima, primi gli ultranazionalisti dell'FPÖ, ma Kickl non ha alleati per governare, sintetizza il Corriere della Sera. Mai successo nel dopoguerra. Dialogheremo, dice il leader dell'FPÖ, chance dei popolari che sono arrivati secondi. Il vincitore è un solitario, nozze senza invitati, discorsi scritti a Haider, su ebrei e traditori. L'ex ministro è un timido dalla retorica violenta. Così lo dipinge il Corriere della Sera. Il Papa intanto va all'attacco sull'aborto, sul Corriere e su Repubblica. Ci sono le parole del Papa in aereo con i giornalisti, 3 giorni in Lussemburgo e Belgio, nel cuore dell'Europa secolarizzata, una crisi nella quale si è passati da un cristianesimo sistemato in una cornice sociale ospitale a un cristianesimo di minoranza, o meglio di testimonianza, dice il Papa ai giornalisti nel volo da Bruxelles a Roma. Venerdì si è concesso una sosta andandosi a prendere un caffè. Quella del bar è una ragazzata, la prossima sarà la pizzeria, dice il Papa, ma poi il volto si rattrista. Penso alle persone disperse alle Canarie, mi fa dolore. Ma in primo piano ci sono le parole sull'aborto pronunciate davanti alla tomba di re Baldovino,
Un re coraggioso, ricorda il Papa, davanti a una legge di morte non ha firmato e si è dimesso. Ci vuole coraggio, un politico coi pantaloni per fare questo. Ha dato un messaggio, lo ha fatto perché è un santo. Ancora non lo è, ma il processo di beatificazione andrà avanti perché ne abbiamo avuto prova. Le donne hanno diritto alla vita, loro e dei figli, ma un aborto è un omicidio. La scienza ti dice che al primo mese del concepimento gli organi sono già completi. Si uccide un essere umano. I medici che si prestano a questo sono dei sicari e su questo non si può discutere. Si uccide una vita umana. Le donne hanno il diritto di proteggere la vita. Altra cosa i metodi contraccettivi. Non confondere. Io adesso parlo solo dell'aborto e su questo non si può discutere. Questa è la verità, dice il Papa. Eh. Alta pressione e venti da nord sull'Italia, di conseguenza avremo tanto sole e un clima abbastanza fresco. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, con l'unica eccezione che sarà rappresentata dalle aree alpine e prealpine, dove la compattezza delle nubi potrebbe aumentare. Nel pomeriggio molto nuvoloso al nord, specialmente sui rilievi, ampiamente soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Allora, torniamo alla rassegna stampa e intanto vi segnalo sul Corriere della Sera, pagina dei commenti e in prima pagina, la riflessione di Ernesto Galli della Loggia sulla scuola, il ruolo da cambiare dei sindacati, l'attenzione è spostata sullo stipendio uguale per tutti, quando ci sarebbe bisogno di premiare il merito degli insegnanti, scrive il professor Galli della Loggia, quelli che hanno esperienza diretta di cosa succede nelle aule scolastiche, quelli che possono testimoniare circa le conseguenze dei provvedimenti calati dalla politica, sono gli insegnanti. E in Italia gli insegnanti sono virtualmente muti, invece loro si fanno sentire i sindacati della scuola, o meglio, quello affiliato alla CGIL, il sindacato dei lavoratori della conoscenza, presieduto, nel caso di quello della CGIL, da un'avvocata ex maestra elementare, nel quale sindacato si ritrovano tutti e tutti insieme, i dirigenti, i docenti, il personale amministrativo, gli uscieri, i tecnici, gli addetti a qualunque tipo di istituzione, scuole all'estero, pubbliche, private, università, accademie, conservatori, istituti di ricerca, istituti di formazione. Mancano le scuole di tennis e di nuoto, ma forse sono in lista d'attesa. Per forza di cose, un sindacato del genere, variegato e pletorico, lungi dal poter essere gestito e rappresentato nei vari consessi da insegnanti veri, da lavoratori veri, può esserlo solamente da funzionari professionali del sindacalismo, cioè da burocrati sindacali, il ruolo da cambiare dei sindacati della scuola. Con questo, a proposito di scuola, c'è anche una lettera di un lettore del Corriere della Sera che si occupa delle chat dei genitori, che sono le novità social degli ultimi anni. Sapere sempre tutto, indirizzare ogni singolo dettaglio dei figli attraverso le chat non è certo la migliore delle pedagogie, scrive il lettore. La nostra generazione, che hanno passato i 50 anni, pur avendo ricevuto un'educazione rigorosa,
non aveva tutte queste pressioni e i nostri genitori non sapevano neanche il nome dei professori. Un mondo più semplice che forse opprimeva meno e responsabilizzava di più gli adolescenti. Insomma, a tutta chat, le chat dei genitori, non è l'ora di fermarsi? Risponde il direttore del Corriere della Sera. Non ne abbiamo abbastanza? Non sono abbastanza negative tutte queste chat dei genitori sulla scuola? Dell'addio a Glauco Maurchi abbiamo già detto. Sulla cronaca invece lombarda e milanese del Corriere della Sera c'è un bell'articolo sulla signora dei segnalibri. È la storia di Rosi, un'artista di strada che lavora in via Carducci, ex madonnara veneziana, è diventata un'icona del quartiere a 2 passi da Piazza Cadorna. Con l'aiuto di un professore della Cattolica produce opere tutte da scoprire. È un'artista di strada, ogni giorno crea dei segnalibri, è originaria di Venezia, ha girato l'Italia come Madonnara, dipinge anche quadri a frescapareti su commissione. Il docente della Cattolica Enrico Dalla Rosa, l'università lì vicino, ha creato una mail aiutarosi@gmail.com per chi vuol dare lavoro a Rosi. I suoi piccoli capolavori sono gioiosi, la gente si ferma e li acquista anche per regalarli. A 2,5 € l'uno vende i suoi lavori Rosi nel suo studio, tra virgolette, all'aperto in via Carducci a Milano. Lasciamo il Corriere della Sera, il primo piano del Fatto Quotidiano è dedicato invece alle elezioni in Liguria e al candidato del PD Orlando che piange l'addio dei renziani ma fa il pieno di poteri forti, altro che paita. Orlando ha totale appoggio dal Dominus, burlando l'ex presidente PCPD-SPD della regione e 2 uomini di centrosinistra guidano le aziende dell'imprenditore portuale già indagato con Toti, Aldo Spinelli. Anche l'ex presidente Burlando del PD attacca i 5 Stelle. È grave il veto su Italia Viva. Schlein ricattata da Conte. Andrea va difeso, ha detto Claudio Burlando parlando di Orlando, e va aiutato. Vanno convinti gli elettori moderati a credere al suo progetto. Sulla questione invece delle elezioni in Austria, il Fatto, la mette così: Austria, doccia nera sul governo di centro, FPÖ primo partito. Il paese soffre intanto la crisi più pesante dal 2008. Secondo il Fatto Quotidiano, il gruppo fondato nel 1955 da ufficiali delle SS otterrà l'incarico, ma difficilmente riuscirà a formare un governo, l'FPÖ. Per quanto concerne il fatto economico, cioè il dorso del lunedì, sugli utili d'oro delle banche all'erario è andato solo il 18,9%, scrive il Fatto Quotidiano, fisco amico, amico delle banche, col cappello in mano. Nel 2023 incasso zero dagli extra profitti e adesso il governo torna a trattare con gli istituti di credito. L'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, fissa i suoi paletti, solo misure temporanee e predeterminate, ipotesi di anticipare una quota dei versamenti delle tasse. Si cerca di mettere le mani sugli utili d'oro delle banche, ma non è facile. Italia-Germania no, comandano i fondi tipo BlackRock e compagnia. L'altro articolo di primo piano del Fatto Economico del lunedì. Unicommerce, la scalata di Unicredit a Commerzbank, hanno partecipazioni ovunque i fondi e gli stati pesano molto poco, è un finto derby tra paesi. Il colosso guidato da Larry Fink, BlackRock, è il primo azionista di Unicredit, secondo in Commerzbank. Sorpresa, alle assemblee della maggior parte delle banche europee si parla americano. La levata di scudi del capo del governo tedesco davanti alle avance di Unicredit a Commerzbank, come se si trattasse di una partita tra Italia e Germania, fa sorridere se si scorrono gli elenchi dei soci delle banche europee. Qui a farla da padrone è soprattutto BlackRock, seguito dai suoi pari più o meno noti. Il fondo americano è in testa all'azionariato della francese BNP Paribas, la prima banca d'Europa. Stessa posizione nella seconda, lo spagnolo Banco Santander. Mentre in Italia BlackRock è azionista numero 2 di Intesa San Paolo, primo azionista di Unicredit. BlackRock è in cima anche all'azionariato del Banco di Bilbao, con una quota che sarebbe vicina al 10%. Analoga la posizione nell'olandese ING. È importante l'impegno in Lloyds, di cui BlackRock è socio più che stabile, visto che è entrato nel 2017, quando ne è uscito il governo inglese che aveva salvato la banca dalla crisi dei subprime. In Germania, invece, i primi soci di Deutsche Bank
sono i qatarini di Paramount e Supreme, mentre BlackRock si accontenta del secondo posto. E nella stessa Commerzbank, al centro della contesa tra Unicredit e il governo locale, BlackRock è al terzo posto, dietro la Banca Italiana e la Repubblica Federale Tedesca. Insomma, un quadro molto diverso da quello che farebbero supporre le reazioni tedesche davanti a quella che viene trattata come un'invasione italica. Cosa fa la società newyorkese BlackRock con 10.600 miliardi di dollari di patrimonio gestito? BlackRock è il primo investitore straniero in Europa e in Italia. È in testa all'azionariato di BNP Paribas e Santander. In Italia il fondo è azionista numero 2 di Intesa e primo di Unicredit. Altro che stati, comandano i fondi americani, scrive il Fatto Quotidiano. Dal giornale invece vi segnalo, e qui torniamo alla questione della guerra in Medio Oriente, l'articolo di Fausto Biloslavo a pagina 6 sulle mosse dell'Iran. In 40.000 sono pronti ad aiutare Hezbollah in Libano in caso di invasione. Il regime degli Ayatollah si mobilita per difendere la milizia sciita sotto attacco e studia la vendetta per Nilfo Rosan, il pasdarano ucciso insieme a Nasrallah. Monito bellicoso degli iraniani. Possiamo inviare truppe in Libano contro Israele come abbiamo fatto nel 1981, armi e consiglieri militari attraverso Iraq e Siria. Sul giornale c'è anche la lunga chiacchierata di Oara Borselli con Carlo Nordio, 77enne, ex magistrato, ministro della giustizia, che parla dei dossieraggi, gravità inaudita, magistrati coinvolti, interverrò. Non sappiamo ancora quale sia l'estensione reale di questo scandalo. Palamara, nel CSM bisognava voltare pagina, invece sulla pentola bollente è stato messo un coperchio frettoloso. Gli immigrati, il decreto flussi cercherà di mettere ordine nel sistema, purtroppo da noi le illazioni prevalgono sulle leggi. Le ONG, il diritto internazionale prevede che lo stato di prima accoglienza sia quello della bandiera della nave e non l'Italia. Il caso Toti, mi domando perché i pubblici ministeri abbiano accettato di patteggiare dopo anni di indagini e intercettazioni lunghe e costose. La riforma della giustizia, la Procura di Firenze ha ricorso alla Corte Costituzionale sull'abuso d'ufficio, inutile, ormai il reato è stato abrogato. Si parla degli spionaggi naturalmente all'inizio della conversazione e poi in settimana il governo dovrebbe approvare il decreto flussi sulla questione dei migranti, dividere tra irregolari e clandestini, che sarebbe la stessa roba, ma comunque la normativa vigente è frutto, dice il ministro Nordio, di una sedimentazione di leggi accavallatesi in più di 20 anni. Cerchiamo di mettere ordine, ma le regole di base dovrebbero essere quelle della legge Turco-Napolitano, governo Prodi 1998, che io stesso ho applicato come magistrato e riassumo così: salvo gli appartenenti all'Unione Europea e altre eccezioni, in Italia si entra solo con regolare permesso. Chi entra irregolarmente viene espulso, chi ci rimane nonostante l'espulsione viene processato e punito. Tutto questo in armonia col diritto internazionale, con quello che stanno facendo tutti i paesi. Purtroppo da noi le varie interpretazioni si sovrappongono alle leggi e le alterano. Stiamo cercando di portare ordine e certezza del diritto, dice il ministro Nordio nella conversazione con il giornale. Che lasciamo. Il ponte sullo stretto è necessario per strappare il sud alle mafie, l'abbiamo visto prima, il grande articolo, 2 pagine, 14 e 15 di Felice Manti da Reggio Calabria, e poi anche sul giornale c'è la pagina dedicata all'Austria, onda blu a Vienna, i sovranisti al 29%. Kickl porta in trionfo l'FPÖ, il Fronte della Libertà austriaco, ma non ha alleati per governare. Proteste in piazza. Per la prima volta dalla fine del dopoguerra vince un partito di estrema destra in Austria. Roberto Fabbri commenta: è la stessa storia già vista in Francia e in Germania, cioè chi vince poi non governa. Effimero il successo degli ultranazionalisti. Anche Vienna va verso una grande coalizione. Il quotidiano nazionale, invece, Il Giorno, Nazione, il resto del Carlino, ci racconta una storia molto curiosa. Un Picasso in salotto, ma non si sapeva che fosse un Picasso. Sono passati 60 anni, era appeso come una banale copia e invece è autentico. Una tela arrotolata in una villa di Capri, portata via da un rigattiere. I dubbi del figlio, che ne vede una simile sui libri, la battaglia di perizie,
Ora una grafologa milanese ha dato il responso. Quella firma non è falsa. Ci sono voluti 60 anni per arrivare alla verità. Mai troppo se si tratta di riconoscere la paternità di un'opera d'arte. L'autore Pablo Picasso. La singolarità è legata alle particolari circostanze del ritrovamento del dipinto, da pochi giorni attribuibile al maestro spagnolo. E la storia appunto si è dipanata lungo 60 anni di una vicenda del Picasso in salotto. Ne esiste uno simile nel catalogo ufficiale, ma può aver dipinto 2 volte questo busto il pittore spagnolo. Sono 6 milioni di euro, mi sembra la cifra di valutazione, già ora vale 6 milioni di euro. E comunque lasciamo questo curioso argomento. Il secolo XIX di Genova apre la sua prima pagina con vicende che ci riportano indietro negli anni, tanto tempo, 2 delitti, una sola pista. A Genova il giallo del Trapano si allarga, i dubbi sull'indagato si estendono a un caso del 1998, di una donna uccisa in casa nel 98, per il quale il serial killer Bilancia venne scagionato. Anna Rossi Lamberti, ex commerciante in pensione, 72 anni, fu uccisa con 6 coltellate nel suo appartamento al quartiere Marassi a Genova il 9 aprile del 98. Un omicidio di cui esiste il DNA del killer, come nel caso del Trapano. Il caso si riapre partendo da un'intercettazione dell'inchiesta sulla morte di Maria Luigia Borrelli, uccisa nel 95 in un basso genovese in centro storico. Fortunato Verducci, indagato adesso, oggi, per questo delitto a tanti anni di distanza, è stato intercettato mentre chiede ai colleghi quanto carcere si rischia nel caso in cui si facciano 2 omicidi. E a un amico che gli domanda scherzando perché abbia ammazzato Maria Luigia Borrelli, lui risponde: per passatempo come l'altro. Il DNA ritrovato sul luogo del delitto di Anna Rosa Lamberti verrà comparato a quello di Verducci, che è entrato sotto le indagini adesso. Intanto, dal Tempo di Roma, dal quotidiano romano Il Tempo, vi segnalo le 2 pagine dedicate alla questione degli spioni, l'inchiesta spioni. Così funzionava la macchina dei dossier, titola Il Tempo, l'articolo è di Rita Cavallaro che sta seguendo questa questione da settimane. Da Gravina, Federcalcio al Superbonus, i finti dossier degli spioni, un sistema illegale per giustificare in commissione antimafia l'apertura di file riservati. Striano, il finanziere infedele secondo l'accusa, avviò un'indagine sulle truffe del 110% dopo una mail di un'amministratrice. L'inchiesta la sta conducendo Perugia con il procuratore capo Raffaele Cantone. Laudati e Striano operano in modo abusivo rispetto ai compiti della Direzione Nazionale Antimafia, sottolinea il magistrato Cantone, il procuratore capo di Perugia. Intervista a Raffaella Paita, coordinatrice di Italia Viva. De Rao venga in commissione, racconti la verità, l'antimafia non basta, siamo stati i primi a dirlo. Italia Viva è d'accordo con la Lega per una commissione ad hoc sullo scandalo dossieraggio. Assurdo che il parlamentare 5 Stelle De Rao non voglia chiarire. A proposito di bonus edilizi, truffa e beffa, titola in prima pagina la provincia di Como stamani. Adesso rischiano i clienti. L'inchiesta della procura di Como. Il fisco potrebbe chiedere i soldi erogati senza titolo, mentre gli imprenditori accusati di essersi inventati centinaia di cantieri per incassare dallo Stato i crediti dell'ecobonus si godono la villa in riva all'oceano, alle Mauritius. Gli ignari clienti rischiano di trovarsi nei guai con l'Agenzia delle Entrate. C'è un retroscena, scrive la provincia di Como, che ha del clamoroso e suona peggio di una beffa. Nell'inchiesta che 2 settimane fa aveva portato a 7 arresti per altrettante persone in un'indagine su una truffa da 36 milioni di euro sui bonus edilizi. L'indagine era partita dopo che una donna aveva scoperto di aver ceduto un credito fiscale per lavori di edilizia a una società comasca a lei sconosciuta. Da qui la denuncia alla Guardia di Finanza che, avviata l'inchiesta, ha finito per trovare quella che sembra una frode molto ben orchestrata. La donna che ha fatto partire l'indagine si è rivolta alla finanza non solo per spirito civico, ma anche per esigenza di autotutela. E infatti, una volta scoperta la frode, il fisco potrebbe adesso pretendere indietro i soldi dei crediti fiscali erogati senza titolo. E a chi chiederli se non arrivassero dai presunti responsabili della truffa?
inevitabilmente a quei clienti che risultano formalmente aver ceduto crediti inesistenti. Adesso rischiano i clienti. Il fisco potrebbe chiedere soldi erogati senza titolo, scrive la provincia in prima pagina. Su Repubblica, il primissimo piano, pagina 2, pagina 3, dedicato all'Austria, l'onda nera dell'FPÖ che conquista l'Austria, la comunità ebraica che invoca nessun accordo con questi nazisti da cantina, parla Ariel Muzikant, presidente del congresso ebraico europeo. Vedo un patto tra popolari, SPÖ e Neos, denunciati i candidati di FPÖ che cantavano inni nazisti. A seguire c'è un ritratto di Tonia Mastrobuoni sul ex uomo ombra di Haider che ha vinto le elezioni, Kickl in Austria, che evoca slogan razzisti, patria e sangue viennese, rappresenta l'ala estrema, si è definito Volkskanzler al pari di Hitler, grande appassionato di sport, ascetico, geloso della sua privacy. Sulla questione invece della politica interna e sui conti pubblici si sofferma il quotidiano Repubblica sulla questione delle pensioni in particolare. Via alla riforma, modifiche alla legge Fornero ma con incentivi a restare al lavoro. Il PSB annuncia i criteri per cambiare la legge. L'età potrebbe alzarsi. Il taglio all'indicizzazione non c'è. Secondo Giorgetti deve decidere il Parlamento. Si vive di più, nascono sempre meno bambini, bisogna contenere la spesa pubblica. Così il governo di destra ha deciso di fare la riforma delle pensioni, riaprire la legge Fornero non per abolirla, come prometteva la Lega, ma per modificare i criteri di accesso al pensionamento. Si punta sulla volontarietà per trattenere al lavoro le risorse della pubblica amministrazione e quelle del privato, con incentivi alla permanenza, ma nel medio periodo la musica cambia, lo scrive il governo nel PSB, cioè il piano strutturale di bilancio inviato alle Camere venerdì notte. Il prossimo anno sarà di passaggio, con la conferma del pacchetto flessibile in vigore e già fortemente penalizzato, con tetti, finestre e ricalcoli. Quota 103, ape sociale, opzione donna, di quota 41 non si parla più. E neanche di alzare le pensioni minime. L'obbligo di versare il 25% del TFR ai fondi complementari pare declassato a promozione su base volontaria dell'adesione ai fondi. L'indicizzazione all'inflazione delle pensioni tornerà favorevole da gennaio. Non ci saranno altri tagli, ha detto il ministro dell'economia. Insomma, è un vedremo. Mentre sulla Stampa vi segnalo, siamo in primo piano a pagina 3, l'intervista di Alberto Simoni da Washington a Daniel Pipes, storico al Dipartimento di Stato con Ronald Reagan, presidente del Middle East Forum, analista internazionale. Prima andava distrutta Hamas, il fronte libanese è una distrazione. Netanyahu è stato spinto all'azione in Libano dalla destra religiosa, un errore secondo Pipes. L'Iran non ha un apparato militare considerevole, l'unico rischio è se arriva all'atomica. Gli israeliani nella striscia di Gaza non controllano il territorio. Hamas non è distrutta, servirà ancora molto. Il cessate il fuoco? Netanyahu era favorevole, i suoi alleati hanno minacciato di uscire dal governo. L'Iran sarà molto prudente, certo non vuole perdere Hezbollah come suo agente. Prima andava distrutta Hamas. Fronte libanese un errore, dice Pipes. Sulla Stampa c'è un'altra intervista, ve la segnalo a pagina 13, grazie a Longo. Intervista Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio ed ex ministro all'integrazione nel governo Monti. Il tema è quello dell'immigrazione. Centri di esame delle domande per i profughi in Albania, una scelta incomprensibile. Accogliamo, dice Riccardi, o saremo un popolo di vecchi? L'integrazione passa per la cultura. Sì a uno ius scholae breve. Anche le legislature di centrosinistra non sono riuscite a varare una legge per i bambini stranieri. C'è una coincidenza tra atteggiamento umanitario e il nostro interesse sul piano demografico. La Stampa ci riporta poi, tra le cose di primo piano di oggi, al tema della scuola che abbiamo sfiorato prima. Una scuola a pezzi, racconta Elisa Forte a pagina 14. Metà dei 40.000 edifici non è a norma. Tra il 2023 e il 2024 sono stati 69 i crolli e 19 i feriti, mai così tanti da 7 anni. L'allarme: usati materiali scadenti, e c'è il caso delle barriere architettoniche. Il 60% degli istituti scolastici è inaccessibile a chi presenta difficoltà motorie.
A rischio anche la sicurezza delle aree verdi in assenza di manutenzione. Tra gli episodi più gravi il cedimento di un controsoffitto affrescato a Venezia. Scuola a pezzi nel senso fisico, nel senso delle strutture scolastiche. Mentre nella pagina di primo piano della Stampa, in pagina degli esteri, a pagina 18, c'è un articolo che fa il punto, l'inchiesta di Lorenzo Lamperti, su una questione strategica, le terre rare. Alla Cina lo scettro delle terre rare. La Cina ha la metà della produzione mondiale di terre rare, che sono quelle essenziali per tutti gli sviluppi tecnologici e i funzionamenti della tecnologia attuale e futura. Nel giacimento di Bayan Obo, vicino alla Mongolia, si sviluppano oltre 15 materie prime critiche per superconduttori, laser, magneti e fibre ottiche. Gli effetti collaterali: ogni anno scaricati rifiuti da 7 milioni di tonnellate di minerali. L'Occidente sta perdendo il treno. Il 95% dei pannelli solari arriva dalla Cina, 50% la percentuale di terre rare estratte nella miniera a nord della Cina, Bayan Obo, fra i maggiori siti minerari al mondo. 1,4 i miliardi di tonnellate di materiale ferroso nel sottosuolo del sito minerario cinese di Bayan Obo, 40 i milioni di tonnellate di materie prime come terbio e lantanio presenti nel paese, 339 i gigawatt di impianti di energia solare ed eolica in costruzione in Cina. Dalla Stampa di Torino segnalo anche, siamo alla pagina dei commenti, pagina 21, la riflessione del professor Massimo Cacciari sulla logica della guerra che sta uccidendo lo Stato di diritto. Ciò che stupisce o atterrisce nel modo in cui da ogni parte politica vengono commentate le tragedie di questo decisivo momento della nostra storia, in particolare quelle medio orientali, è l'assoluta dimenticanza in cui sono precipitati principi e idee che fino a un non remoto passato avevano cercato di mantenere viva la speranza di giungere a un accordo, a una pace, nonostante la violenza del conflitto. Vi erano voci, israeliane, islamiche e europee, che facevano memoria della triplice preghiera di Abramo, per gli incirconcisi, per Isacco e per Ismaele, voci che non si arrendevano allo scontro di civiltà e ricordavano gli innumerevoli episodi che testimoniano come non solo la contrapposizione, ma anche la complementarietà abbiano caratterizzato nei secoli i loro rapporti. Insomma, stiamo incamminandoci verso la logica della guerra che uccide lo Stato di diritto, scrive Cacciari. Nella cronaca torinese, invece, della Stampa, sempre meno i dipendenti comunali, il comune ha perso il 30% dei dipendenti, un dipendente su tre. Mancano impiegati, educatori e tecnici al comune di Torino. Alcune figure come i giardinieri vanno verso la scomparsa. Secondo i sindacati servono 2000 assunti. Un'intervista alla vice sindaca con delega al personale del comune di Torino, Michela Favaro: un processo irreversibile perché Stato e Regione pagano meglio le esternalizzazioni e l'intelligenza artificiale per certi servizi. Abbiamo fatto di tutto per assumere, ma subiamo la concorrenza degli altri enti locali. Infine, prima di chiudere la rassegna stampa, vi segnalo sulla Verità l'intervista di Fabio Dragoni al leghista Rossano Sasso: l'arcigay resterà fuori dalla scuola, risoluzione anti-gender in classe. Non sono contro l'educazione sessuale, dice Sasso, ma non devono farla gli esponenti LGBT. Ho sottoposto al ministro la questione del laboratorio per bambini trans dell'Università di Roma. Tra influenza del rapper con lo smalto, i ragazzi sono già bombardati di continuo. Per il ritorno del voto in condotta mi danno del manganellatore. Sulla Verità c'è anche l'intervista di Federico Novella al giornalista Tony Capuozzo. Zelensky sogna la guerra mondiale, non lo dice apertamente, ma il suo piano per la vittoria è coinvolgerci contro Mosca. Se Trump ritirerà gli Stati Uniti, Londra e Parigi si getteranno nel conflitto. In Medio Oriente forse è vicina una Pax israeliana. Non escludo che Putin, spalle al muro, possa usare l'atomica. Nasrallah ha segnato un'epoca e non è facilmente sostituibile. Con questo ci fermiamo per la solita piccola pausa delle 9 e poi la rubrica Qui Parlamento del lunedì con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte.
E come dicevo prima, do il benvenuto e il buongiorno a Riccardo Molinari in collegamento telefonico con noi. Buongiorno, buon lunedì, buona settimana Riccardo. Buongiorno, un saluto a tutti. Allora, diamo subito uno sguardo alla settimana alla Camera dei Deputati. Cosa c'è in agenda, in calendario di rilevante? Le due cose più rilevanti questa settimana sono il disegno di legge lavoro che abbiamo avviato la settimana scorsa e che continuerà nella prima parte della settimana, e poi arriverà in aula giovedì ci sarà la fiducia sul decreto legge fiscale. Decreto legge fiscale che poi dovrebbe essere approvato, visto che scade all'inizio della prossima settimana, dovrebbe essere approvato entro la fine di questa, probabilmente venerdì. Quindi questa settimana probabilmente i lavori dureranno fino a venerdì per l'approvazione, diciamo in extremis, di questo decreto. Ecco, i contenuti dei due provvedimenti, se volessimo sintetizzarli a uso di chi ci segue? Ma insomma sono due provvedimenti abbastanza tecnici, nel senso che sono quello fiscale sono diciamo norme di armonizzazione insomma di alcune materie fiscali, e quello del lavoro diciamo anche quello non è che porta chissà quali novità, sono più che altro sono come dei decreti omnibus che vanno a sistemare alcune incongruenze normative, ecco. Ecco, entrambi. A proposito di fisco, io oggi mi sono permesso di segnalare agli ascoltatori e alle ascoltatrici una lettera nella pagina delle lettere del Corriere della Sera di una cittadina qualunque, una signora Anna, la quale da 17 anni è alle prese con una rata non pagata in relazione a un debito sulla cui origine lei non ha alcuna idea di che cosa fosse, perché lei ritiene nel 2007 di aver ricevuto un avviso infondato, no? L'ha contestato, le è stato dato torto, lei non ha ancora capito che cosa sta pagando. In ogni caso siamo arrivati a 17 anni di distanza al fatto che, non avendo ella pagato una rata, si è vista reimputato il tutto, insomma lei adesso dovrà pagare più del doppio di quello che doveva essere all'origine il debito. Allora, al di là di tante riforme, dico, non è che si può affrontare magari più concretamente anche il caso specifico del singolo poveraccio cittadino, lavoratrice dipendente, questa signora senza altri debiti, che per 17 anni si trova trattato come un infame? Sì, bisognerebbe capire onestamente come è possibile che la signora non avesse avuto notizia della mancata rata, perché lei dice non ho pagato una rata, è stata la rovina, ma non mi ha detto niente nessuno, adesso sono qua. Una rata su 72. Sì, perché in teoria quando insomma ti si avvia un procedimento per recuperare il fisco, avvia un procedimento per recuperare un credito, te lo notifica, insomma, quindi bisognerebbe parlare con il legale della signora, cioè capire che cosa è andato storto sulla notifica del procedimento e perché la signora non l'ha saputo, perché poi è chiaro che una volta che uno non sa che ha avviato il procedimento, passano gli anni, è chiaro che più anni passano più aumentano diciamo gli interessi. Su questo voglio dire però che qualche cosa è stato fatto, perché tutte le varie rottamazioni e i vari provvedimenti messi in campo dal governo servono proprio andare incontro a situazioni come queste, cioè permettendo di dilazionare il pagamento di alcune cartelle su 10 anni, ad esempio. Quindi non è un qualcosa di cui non ci siamo occupati. Certo è che una volta che un credito è accertato siamo riusciti a cancellare diciamo le cartelle, quelle più basse, quelle fino a 1.000 euro risalenti a periodi passati, e quella è la cosiddetta rottamazione. Però insomma è evidente che non tutte le cartelle aperte possono essere cancellate, no? Quindi quello che ha fatto il governo è stato cercare di facilitare il metodo di pagamento. Poi sul caso specifico bisognerebbe veramente capire che cosa è andato storto, insomma non si può, detto così, un po' difficile. Sì, certo, però era come dire, magari a volte anche l'attenzione diciamo alle cose spicciole è più utile al cittadino che non le grandi riforme promesse, no? Questo come principio generale. Sicuro. Mentre dall'altra parte c'è un altro tema politico che viene fuori dalla rassegna stampa di oggi, è un tema un po' bolso a dire il vero forse, perché non è nuovo, però lo ripropone il vice segretario di Forza Italia, nonché presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il quale dice attenzione alla questione dell'autonomia regionale, fermiamoci proprio su tutti i fronti, sia sul fronte delle materie importanti, sanità e scuola, sia su quelle che le regioni potrebbero gestire già da subito senza passare per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Fermiamoci completamente e il referendum rischia di essere un grande danno per il centrodestra. Che ne dici?
pare che sia in linea anche con quello che dice Tajani. Infatti alcuni articoli oggi di giornale facevano presente come, per quanto riguarda la mia regione, visto che delle 4 regioni che questa settimana si troveranno con Calderoli per chiedere l'autonomia, ce n'è una guida Forza Italia, che è il Piemonte, perché le altre sono Lombardia, Veneto e Liguria. È tutto in linea con questa strategia di Forza Italia, che ha ripreso anche Tajani, che di fatto vuole far prevalere l'anima meridionalista del partito, che del resto è in qualche modo guidata proprio da Occhiuto. Io voglio ricordare che sull'autonomia, quando l'abbiamo votata in aula, Forza Italia era presente la metà, cioè metà gruppo di Forza Italia non c'era, è diviso esattamente dal punto di vista geografico, cioè c'è una Forza Italia del Nord che era presente e ha votato, gli eletti di Forza Italia del Sud non erano in aula. Quindi io lo vedo più che altro come un problema che deve affrontare Forza Italia al suo interno, perché devo capire come può convivere nello stesso partito Occhiuto, che di fatto vuole bloccare l'autonomia, e Tosi, che lancia Forza Nord e ritiene che i cittadini, diciamo, liberali e legati all'autonomia nel settentrione devono votare Forza Italia, perché addirittura la Lega non si occuperebbe più di questi temi. Ecco, io penso che la grande contraddizione sia in caso di Forza Italia, e forse dovrebbero chiarirsi loro. Per quanto ci riguarda, penso che politicamente questa sia anche una cosa che ci favorisce, perché ci aiuta a fare chiarezza, soprattutto nelle regioni che vogliono l'autonomia, e far capire bene agli elettori chi vuole l'autonomia davvero e chi in realtà sotto sotto poi è a favore dello Stato centralista. Quindi io la vedo come un'opportunità questa posizione, anche perché indipendentemente da cosa dice Tajani o Occhiuto, la legge è legge e quindi non si può bloccare, cioè la legge prevede che le nuove materie possono essere chieste e Forza Italia l'ha votata, quindi non è che adesso si può bloccare perché non la vuole Occhiuto. Altro argomento ancora, il ministro di Giustizia Nordio, oggi intervistato da Il Giornale, parla del dossieraggio, quello presso la Direzione Nazionale Antimafia, Striano, Laudati, l'inchiesta della Procura di Perugia e procuratore Cantone e le indagini della Commissione Antimafia. Una gravità inaudita viene fuori da questa vicenda, se ci sono magistrati coinvolti interverrò, promette il ministro della Giustizia, ma non sappiamo ancora quale sia l'estensione reale di questo scandalo. Allora, qual è l'estensione reale di questo scandalo? Ed è necessario, come penso, mi pare, proponga la Lega, ma con l'appoggio per esempio anche di Italia Viva, se non ho capito male, una apposita commissione di inchiesta, oltre alla commissione antimafia, per capire cosa è successo lì, chi si ricattava, come si ricattava, che estensione ha questa storiaccia brutta. Questo è tutto da capire, anche perché se il procuratore di Perugia ha chiesto addirittura l'arresto per Stirano e per l'ex procuratore, vuol dire che ci sono, anche se poi non è stato autorizzato, diciamo, l'arresto, però vuol dire che ci sono degli elementi inquietanti e in tutta questa vicenda degli accessi illegittimi alla banca dati con la Lega nel mirino, peraltro, no? Esatto, stavo dicendo quello. La Lega è stata il partito più dossierato e più seguito, quindi il metodo lì è che c'era questo finanziere che su mandato a quantomeno di un procuratore, secondo l'accusa, bisogna sapere se anche di altri, andava a spiare le operazioni finanziarie e bancarie di alcuni esponenti politici, in particolare della Lega, mandando notizie alle procure per farli indagare, no? Questo è quello che è successo. La cosa che non sta funzionando in Commissione Antimafia, ed è una cosa che è stata già denunciata, è che c'è un conflitto di interessi palese, perché Cafiero De Rao era ai tempi al vertice dell'antimafia e oggi è vicepresidente della Commissione Antimafia, che dovrebbe indagare su quello che è successo sotto il suo controllo all'antimafia. E i grillini, che sono sempre pronti a chiedere a tutti le dimissioni per conflitto di interessi, ovviamente non ci stanno pensando minimamente a lasciarle alla poltrona, no? Quindi c'è anche in questa situazione c'è anche questo problema qua nella Commissione Antimafia, per cui io direi attendiamo di capire quali saranno gli esiti della Commissione Antimafia. Detto ciò, come già spesso accaduto su casi specifici, si potrebbe certamente, come dice Salvini, istituire una commissione ad hoc, e anzi, visto che il segretario l'ha proposto, ci attiveremo alla Camera per presentare una proposta di legge a riguardo. Altro tema, lo prendo da un altro articolo di oggi, un'intervista in realtà al ministro della Salute, Schillaci, il quale dice servono più di 1.300.000.000 per assumere nella sanità e per le indennità. Parla anche di liste d'attesa e di tante altre cose, ma è alle porte nella finanziaria un allargamento della spesa sanitaria?
sì, questa è una delle priorità che ci si è dati. Sulla legge finanziaria si pensa da una parte di riconfermare le misure sul lavoro che hanno funzionato dell'anno passato e che ci hanno portato ad avere dati occupazionali alti come non mai, e quindi il taglio del cuneo fiscale e gli incentivi alle aziende per l'assunzione a tempo indeterminato, quindi quella parte lì va ricoperta e diciamo le risorse restanti si pensa di investire proprio sulla sanità per arrivare ad avere un rapporto spesa sanitaria PIL in linea con gli altri paesi europei. L'ultima cosa, ma anche qui la traggo dalla rassegna stampa di stamani, c'è un bell'articolo, un reportage dell'amico Felice Manti su Il Giornale a proposito del ponte sullo stretto di Messina. Il reportage è da Reggio Calabria. Secondo il collega e amico Felice Manti e secondo Il Giornale di oggi, il ponte è necessario per strappare il sud alle mafie, perché porta progresso, porta presenza dello Stato, porta lavoro con un investimento di 15 miliardi e ai boss tutto questo non piace. Tu sei d'accordo? E poi soprattutto a che punto è qua l'opera? Si parte veramente? Insomma, che ci siano degli interessi contro il ponte sullo stretto è abbastanza noto, insomma, questo poi non ho la conoscenza di dettaglio di questo articolo, però certamente c'è ci sono dei giri legati all'attuale situazione che sono in qualche modo tutelati insomma da certe situazioni illegali, quindi questo a quanto si dice, insomma, quindi che questa opera possa togliere una fonte di reddito alle mafie certamente può essere. A che punto siamo? Siamo al punto che nella legge di bilancio c'erano le risorse per realizzare il ponte, quella passata. Nel decreto infrastrutture approvato quest'estate c'era anche una procedura diciamo semplificata per avviare la progettazione, cioè per permettere di avviare i lavori con una progettazione fatta per lotti, e quindi come insomma il segretario del Ministero delle Infrastrutture continua a ripetere, penso che non ci vorrà molto all'avvio del cantiere. Allora io ringrazio Riccardo Molinari, buona settimana Riccardo, buon lavoro e buon lunedì. Grazie ancora. Grazie Giulio, saluto tutti gli ascoltatori. Eccoci qua con Carla De Bernardi in collegamento Skype, presumo, come mi segnalo dalla regia. Sì, ti vedo, quindi ciao Carla, buongiorno innanzitutto, buon lunedì. Buongiorno, oggi sono riuscita a collegarmi, l'altra volta ero un po' imbranata. No, infatti ti vediamo perfettamente oggi, anzi... Aspetta che voglio vedere se riesco a fare una cosa, dammi un secondo. Sì, non lo so, facciamo l'esperimento in diretta. Intanto l'esperimento in diretta per i nostri dalla ascoltatori. regia vediamo se riusciamo a collegare se anche... senti. Sì, ti stiamo sentendo. Sì, diciamo che la qualità, Carla, la qualità non è proprio eccelsa. L'hai riconosciuta? Però il pezzo l'abbiamo riconosciuto, sì. 29 settembre. Sì, perché la canzone dice ieri 29 settembre, quindi oggi 30 settembre, come è per noi. È una delle canzoni più belle della mia adolescenza, giovinezza, scritta da Battisti e Mogol, no?
e proprio dice ieri 29 settembre, quindi oggi è il 30, siamo perfetti cronologicamente. Sì. La canzone dell'Equipe, perché quella era cantata E dall'Equipe. allora aspetta che la facciamo recuperare tramite la regia anche su Spotify, così ne sentiamo un pezzettino prima di iniziare la nostra conversazione, che è centrata proprio sul 30 di settembre Sì, invece, no? 29-30 settembre. Allora, loro dicono giornale radio, ieri 29 settembre, Esatto. bellissimo. Allora, Vai. vediamo di recuperarla al volo, se ce la facciamo, così ne ascoltiamo un pezzettino. Eccola qua. Grazie a Francesco, rapidissimo, in regia, proprio qualche secondo. Seduto in quel caffè, Dove non c'è il giornale radio. Dove non c'è il giornale radio, che però ci hai messo tu, quindi Esattamente. Allora, allora, ci sono diverse cose da dire su questa data. Comincio da una che mi sta molto a cuore, sì. poi arriviamo a quella, diciamo, più importante. Sì. Quella che mi sta molto a cuore è che appunto il 29 settembre è il giorno in cui nell'antichità partiva la transumanza, perché è il giorno di San Michele. San Michele Arcangelo è il protettore delle greggi, delle fonti, e poi è il patrono della Polizia di Stato, non so se qualcuno lo sa, e della Folgore. Sono stati fatti patroni negli anni 50, credo. San Michele è uno dei 3 arcangeli ed è che poi dopo ce n'è anche un quarto, poi in un'altra religione ce ne sono altri 2 o 3, ma comunque i 3 famosi arcangeli, Gabriele, Raffaele e Michele, che sono, Michele è santo in tutte le 3 religioni monoteiste, quindi è santo per i cristiani, per gli ebrei e per i musulmani. Questo per dire come ci siano delle affinità fra queste 3 grandi religioni. Il 29 settembre partivano per fare il tratturo magno le greggi che andavano a svernare al mare e poi tornavano indietro. Io tanti anni fa sono partita dall'Aquila, proprio dall'abbazia di Collemaggio, con un gregge e siamo andati appunto fino a Foggia. In realtà il gregge non è andato fino a Foggia perché adesso li spostano coi treni, per cui è stato più una cosa simbolica quella del gregge, però mi sono fatta tutto questo cammino sul tratturo magno, arrivi al mare a Vasto e quindi poi dopo appunto le greggi vanno a fare la villeggiatura. E per me è un salto molto, molto importante. San Michele, che tra l'altro, lo sai, è il traghettatore delle anime nella religione cristiana ed è anche quello che pesa le anime, cioè lui non solo le traghetta nell'aldilà, è un po' il Caronte, ma poi lui delle volte è rappresentato con la bilancia perché pesa le anime. Da un lato mette le azioni buone e dall'altro quelle cattive, a seconda di dove pende il piatto, uno va all'inferno o viene salvato. Questo per dire di San Michele. Invece tu volevi che parlassimo del fatto che il 30 settembre del 1571 a Milano è stato battezzato Caravaggio. Sì, è una data di una certa importanza. Certo, anche se noi a Milano, lo sai, di Caravaggio abbiamo solo la canestra al Museo Diocesano e la cena in Emmaus a Brera, che sono 2 assoluti capolavori, però la maggior parte delle opere di Caravaggio in giro per molte a Roma, ovviamente, e molte in giro per l'Europa più ancora che per il resto del mondo, in Spagna, eccetera. Caravaggio è stato importantissimo, è stato riscoperto abbastanza di recente, cioè per molti anni non è stato considerato, e lui era allievo di Simone Peterzano, a sua volta allievo di Tiziano, e ha fatto una rivoluzione nell'arte Caravaggio. Perché si dice che sia stato battezzato il 30 settembre 1571, quindi oggi, in Santo Stefano? Santo Stefano è quella chiesa che c'è vicino via Festa del Perdono, scusa, sì. Piazza Santo Stefano. Vicino all'università statale, insomma. Sì, è la chiesa dell'università statale, che oggi è stata data
per il culto, è chiamata la Chiesa dei Migranti, è stata definita così perché è stata così dedicata ai migranti, e la messa la dicono in filippino e in lingua sudamericana, quindi è molto frequentata da queste due comunità. Santo Stefano è sicuro che lì sia stato battezzato Caravaggio, perché è stato trovato il documento del battesimo nell'archivio, adesso non mi chiedere quale archivio, ma i saggi, i dotti e gli esperti lo sanno. Probabilmente quindi Caravaggio è nato a Milano il giorno prima e non a Caravaggio, e la cosa buffa è che i suoi genitori si chiamavano Fermo e Lucia, che sono i nomi della prima versione dei Promessi Sposi. E quindi viene battezzato nel 1571, poi le vicende di Caravaggio le conosciamo più o meno tutti perché è stato un discolo, un briccone, e appunto a Milano abbiamo due sue opere capolavoro, La Canestra è pazzesca e anche La Cena in Maus, con quella luce che viene proprio detta caravaggesca. Alla Pinacoteca Ambrosiana si trova la canestra di frutta, no? Ecco, l'Ambrosiana, non al Diocesano, bravissimo, perché io delle volte faccio confusione, come sai. Nel mio libro Storia di Milano parlo tanto della chiesa di Santo Stefano, perché la chiesa di Santo Stefano, che è una chiesa che risale al 400, poi viene bruciata, viene ricostruita, fu teatro di un assassinio, non l'assassinio nella cattedrale, perché non era una cattedrale, ma quasi, perché venne ucciso proprio sul sagrato Galeazzo Maria Sforza. Quindi vedi che adesso stiamo unendo un episodio del 1476, quindi la morte di Galeazzo Maria Sforza, con il 1571, con il battesimo di Caravaggio. Galeazzo Maria Sforza, anche lui era un tipaccio, e venne ucciso da una congiura che non aveva ancora 33 anni, era giovanissimo. C'erano stati dei presagi, lui aveva visto dei corvi in volo mentre tornava da non so quale, nel mio libro Storia di Milano la racconto questa storia, da non so quale missione, era in guerra con il re francese, per cui a un certo punto, probabilmente con la longa mano del re francese, 3 suoi cosiddetti amici, che tanto amici non erano, lo aspettano sul sagrato di Santo Stefano e lo accoppano e lo uccidono, e quindi lui muore a meno di 32 anni. Sembra che lui a sua volta avesse ucciso la mamma, che era Bianca Visconti, moglie di Francesco Sforza, quindi non era proprio un tipo simpatico. Venne sepolto, dicono, tra le colonne del Duomo, perché non volevano disordini al suo funerale, insomma era un tipo molto controverso, però di recente, allora lui aveva un amante, tale Lucia Marliani, aveva tanti amanti, questa Lucia Marliani però era la sua prediletta, e lui le regala il feudo di Melzo. Di recente, proprio nella chiesa di Melzo, di Sant'Andrea a Melzo, è stato, di recente insomma, non l'altro ieri, è stato trovato un teschio che è stato datato col carbonio 14 o qualcosa del genere, e si è scoperto che probabilmente è proprio il teschio di Galeazzo Maria Sforza, perché è il teschio di un uomo di quell'età lì, con una bella dentatura, quindi che aveva mangiato bene, che era un signore ben tenuto. Sai che questa cosa di risalire alla storia del defunto, alla sua condizione sociale attraverso lo scheletro, attraverso il teschio, attraverso appunto i denti, eccetera, è una cosa che sta facendo da anni l'Università Statale con Cristina Cattaneo, che è una Sì. anatomopatologa, e stanno facendo delle ricerche fantastiche proprio per capire, per datare antropologicamente e socialmente i resti e capire tante cose sulle società antiche. Questa è una cosa che a me interessa molto. Quindi abbiamo detto questa cosa qui di questo assassinio del Galeazzo Maria Sforza, e la chiesa di Santo Stefano è molto bella, quindi andate a visitarla se non la conoscete. Cos'altro ti posso dire? Al Monumentale qualche anno fa, sai che io appunto rimango la presidente degli Amici del Monumentale, nel Famedio hanno inserito un busto in bronzo del Caravaggio, un omaggio a Caravaggio milanese per l'appunto, perché sai che il Famedio è il luogo dove si celebrano i grandi milanesi, quindi è un ulteriore, diciamo, segno
del fatto che Caravaggio per l'appunto nacque e venne battezzato a Milano, perché sulla nascita di Caravaggio sono state fatte appunto tante ipotesi, Bergamo, Caravaggio, eccetera, però invece questo documento ritrovato dimostra che lui è nato ed è stato battezzato a Milano. Altre cose che vogliamo dire? Cosa ci facevano i suoi genitori a Milano? I miei genitori o i suoi? No, i suoi del Caravaggio, ovviamente. Allora, questo non te lo so dire, nel senso che non sono andata ad approfondire cosa facessero questi due a Milano, però a Milano in quell'epoca la gente arrivava a piedi, loro sicuramente non erano milanesi. Aspetta che guardiamo, vediamo se riusciamo a scoprire qualcosa di questo genere, perché la nostra trasmissione deve servire anche appunto a... perché i genitori di Caravaggio non lo so, andiamo a vedere. Sai chi ce lo potrebbe far sapere? Ce lo potrebbe far sapere Luca Frigerio. Sì. Perché lui terrà proprio una conferenza su Caravaggio quest'oggi, se stasera, non mi sbaglio. pare. Stasera, aspetta che ve lo dico. Questa così sera alle 18:30, se non erro. Alle 18:30 dove la fa? Proprio in Santo Stefano. In Santo Stefano. Quindi io credo che andrò, si dice credo che andrò? Sì, penso di sì. Ogni tanto mi viene il dubbio sui congiuntivi. Io credo che ci andrò, perché sì. Intanto Luca espone le cose in un modo fantastico, per cui non ti annoi mai, lo segui avidamente. E poi perché è un'occasione per tornare nella chiesa di Santo Stefano, dove non vado credo da 30 anni. Vicino a Santo Stefano c'è un'altra chiesa molto interessante, Giulio, San così Bernardino. finiamo anche la panoramica artistica. C'è la chiesa di San Bernardino alle Ossa. Sì. La chiesa di San Bernardino alle Ossa è un'altra chiesa che ha tutta una storia molto particolare, non per fare pubblicità al mio libro Storia di Milano, ma nel libro proprio racconto anche la storia di San Bernardino alle Ossa, e sembra che in San Bernardino alle Ossa sotto un altare ci siano dei resti di Cristoforo Colombo. Adesso la storia non me la ricordo precisamente, però c'è questa ipotesi che San Bernardino alle Ossa è un posto anche macabro, se vuoi, perché ci sono questi grandi armadi con una rete davanti e dentro ci sono un quantitativo enorme di ossa di tutti i tipi, ovviamente soprattutto teschi anche di bambini, e poi c'è la leggenda per cui il 2 novembre, mi pare di ricordare che la data sia proprio quella, c'è una defunta, una giovinetta che risorge e che per l'appunto infesta San Bernardino alle Ossa. Io la certezza di questo non ce l'ho, perché sai, Milano è piena di misteri. Si dice anche che c'è un fantasma sul Duomo, fantasma di una donna che si è buttata, che il giorno del matrimonio si è buttata dal tetto del Duomo perché non voleva confessare al marito, stiamo parlando del Medioevo, non voleva confessare al marito di essere incinta di un altro. E siccome temeva di essere scoperta, aspetta un attimo, non posso rispondere, non posso rispondere, chiamo fra un minuto, sono in radio. Ecco, gli avevo appena detto a mia sorella che era in radio, ma si vede che se l'è dimenticata. Salutaci anche tua sorella, allora. Ti saluto anche la mia sorella. Sì. E basta. Quindi, senti, stavo curiosando mentre parlavamo, no? Caravaggio a Milano, 5 luoghi, sono capitato su un sito, Milano Pocket, che indica 5 luoghi. Allora, i 2 sono quelli che hai citato tu. Il primo è la Pinacoteca Ambrosiana, dove c'è la canestra di frutta, no? Esatto. Poi abbiamo il Brera, la cena in Emmaus, che naturalmente è alla Pinacoteca di Brera. Dopodiché, per i più, diciamo, avventurosi, la Certosa di Garegnano, dove in realtà si trova l'opera di Simone Peterzano, che fu il maestro di Caravaggio, come tu ricordavi. Certo. Certamente Santo Stefano, no? Dove lui fu battezzato, e la chiesa di San Fedele, alle spalle di Palazzo Marino, del comune di Milano. Anche qui c'è un'opera di Simone Peterzano, che è una grande deposizione, che Caravaggio prenderà a modello come spunto per la sua deposizione nel sepolcro. La chiesa di San Fedele è bellissima. Chiesa gesuita, Piazza San Fedele, dove c'è il monumento unica. a Manzoni. Scusami, ti ho interrotto. No, figurati, stavo dicendo, in Piazza San Fedele, che proprio dietro la Palazzo Marino c'è il monumento alla statua di Manzoni. Sì, certo, perché Manzoni è morto cadendo dalle scale di San Fedele, lo sai, no? Quindi lì gli hanno messo un bellissimo Manzoni fatto da
dello scultore Barzaghi, che è un scultore realista strepitoso, e Simone Peterzano appunto ha affrescato, adesso non mi ricordo se la volta, il transetto, insomma, perché se non erro anche Daniele Crespi ha lavorato alla Certosa di Garignano. Certosa di Garignano è spettacolosa, è la Sistina milanese. C'è questa volta e quest'abside, questi affreschi blu che ricordano proprio la Sistina, ed è un luogo meraviglioso, anche quello poco conosciuto. Quanto a San Fedele per esempio c'è un'opera di Lucio Fontana, c'è un'enorme ceramica di Lucio Fontana che rappresenta una santa che adora il Sacro Cuore di Gesù, che si chiama Maria alla Coque, che io la chiamo sempre l'uovo alla Coque, e nei sotterranei c'è anche una Via Crucis di Fontana, perché il San Fedele ha un museo di arte contemporanea con opere importantissime, e poi c'è la famosa Cappella delle Ballerine, dove andavano le ballerine, Carla Fracci, la Savignano, tutte quelle lì, a raccomandarsi prima di uno spettacolo. E un artista moderno, guarda, direi Pistoletto, ma non vorrei dire una stupidaggine, non mi ricordo se Paladino o Pistoletto, ha fatto un'opera con delle scarpette da danza, non so se di argento, comunque sembra argento, che sono conficcate nella parete di questa Cappella delle Ballerine. Non so se le ballerine ci vanno ancora, ma ci andavano sicuramente le grandi étoile. E poi c'è una bellissima Madonna del Latte, antica. C'è la Madonna del Latte, una Madonna che ha un seno da cui sprizza il latte, il bebè in braccio. Quindi San Fedele, andate a visitare San Fedele, andate a Garegnano, andate a Santo Stefano. Milano, lo sappiamo Giulio, lo diciamo sempre, è piena di tesori. Questi casualmente sono, no, non è vero, la Certosa di Garegnano è nel quartiere di Musocco, quindi è uno di quei quartieri di cui io parlo nel libro La Grande Milano, e dove c'è anche il cimitero maggiore. Quindi Musocco era un tempo un comune indipendente, del 1923 diventa quartiere di Milano e ha queste due cose importantissime, poi anche altre. Ma comunque queste due cose importantissime che sono il cimitero maggiore e la Certosa di Garegnano. Intanto Carla, grazie. Oggi abbiamo spaziato su tanti argomenti, da San Michele ai Visconti, da Caravaggio alle chiese. Ed è bello così. Per cui grazie davvero a Carla De Bernardi e buona settimana anche a te, Carla. Un abbraccio. Tu mi hai detto che lunedì prossimo non ci siamo. Lunedì prossimo non ci siamo perché è post Pontida, quindi faremo tutte le repliche, eccetera, eccetera. Quindi ci ritariamo sulla settimana successiva con un orario forse diverso, ma ne riparliamo. Poi oltre a post Pontida, lunedì 7 è un anniversario terrificante. Ovvero? Il massacro. Certo, no, il massacro di un anno fa, certo. Il massacro di un anno fa. A danno di tanti israeliani che hanno perso la vita, loro e le famiglie, e che lavoravano con le persone che poi a volte li hanno ammazzati. Questa è un'altra cosa terribile. Quindi comunque, un pensiero a tutti questi. È già passato un anno, è incredibile. Un anno, e ancora 100 persone sono nei tunnel, Giulio. Infatti. Bambini, anche bambini, mamma mia. Va bene, allora ci sentiamo per il 14. Per la settimana l'altra. Grazie a Carla De Bernardi. Grazie a tutti voi, grazie.